suon di gol. Radio Super Sound. Il successo tra l'impatto con il Monza ha riacceso l'ambiente Cagliari, che ora spera di assistere alla seconda vittoria consecutiva nella trasferta di Empoli, in una gara che potrebbe rivelarsi fondamentale per gli obiettivi salvezza alle due compagini. Io sono Andrea Sanne, in collegamento telefonico, pronto a farci immergere nel match con i suoi 3 minuti di cronaca. Abbiamo la voce del Cagliari, Vittorio Sanna. Ciao Vitto. Buonasera a tutti, ben collegati. Sì, hai detto bene, secondo match consecutivo da vincere per il Cagliari sarebbe avvicinarsi e carezzare la salvezza con notevoli giornate d'anticipo. Non una salvezza matematica, ma certamente vincendo ad Empoli una salvezza virtuale. 9 punti di vantaggio sulla terzultima sarebbe un bottino cospicuo, considerato che rimarrebbero il doppio dei punti, ma considerato anche che fino a questo momento 9 punti in pochi li hanno fatti con pochissime partite a disposizione e con una media superiore al gol a gara. Il Cagliari quindi si avvicina a questo obiettivo e lo fa con la squadra al meglio, con tutti i giocatori a disposizione, compreso il suo 12° in campo, che sarà regolarmente presente ad Empoli dopo una settimana fatta di ricorsi, di lamentele, di prese di posizione, e finalmente abbiamo fatto in modo che venisse riconosciuto al Cagliari il diritto di avere il suo pubblico in match contro l'Empoli in trasferta al Carlo Castellani. Dall'altra parte un Empoli in crisi, perché non vince da tantissimi turni, segna pochissimo, ha tanti giocatori assenti, ben 10 tra i titolari, i disqualificati Fazzini e Ghiasi, e poi Silvestri, Ismaili, Malè, Turkowski, Androin, Sozonov, Aps e Pellegrini, tutti i giocatori che fanno parte dei potenziali titolari, quindi una squadra che quest'oggi soffre particolarmente e porta tantissimi primavera, tra i quali un ex rossoblù che Andrea certamente ricorda con piacere, Ismael Konate, 19 anni, ex Cagliari, ha giocato col Cagliari nelle giovanili 84 partite, 26 suoi gol realizzati, quindi un giocatore a cui siamo affezionati perché praticamente è cresciuto a Cagliari. Vedremo, tutti questi temi fanno parte di una gara che poi alla fine ha 3 punti, e quei 3 punti sono la fase fondamentale, sono il contenuto essenziale di un match dove tutti gli altri temi sono da corredo. La vera sostanza di questa gara sono ottenere i 3 punti o, se non si vince, dividersi i 2 che rimangono. Un obiettivo sicuro e chiaro, quello di entrambe le formazioni oggi in questo match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A. Quali sono state le scelte dei 2 allenatori per arrivare a questo obiettivo? Partiamo da quella del Cagliari, che ha confermato praticamente la formazione della settimana scorsa con Capria tra i pari, Palomino, Mina, Luperti e Augello, Adolfo e Prati, Zortea, Viola, l'unica novità è Luvumbo nella corsia di sinistra al posto di Felice e Piccoli la punta avanzata, quindi guadagniamo in questo cambio certamente con maggiore peso offensivo grazie a Luvumbo e grande efficacia, speriamo che possa ripetersi dopo il gol della settimana scorsa. Dall'altra parte, come abbiamo detto, le scelte non sono tantissime per il tecnico d'Aversa, che schiera Vasquez tra i pali, Goglicize con Marianucci e Viti sono i difensori dove si sente l'assenza di Ismaili. A centrocampo è preferito a destra Sambià, l'ex Salernitano, è preferito a De Sciglio, e poi Grassi, un altro ex rossoblù, insieme a Henderson nella mediana e Pezzella nella corsia di sinistra, dove poi troverà altri 2 giocatori, Sebastiano Esposito e Cacace, che praticamente faranno da trequartisti, unendosi agli esterni che spingono, e Kouamé la punta avanzata. Queste le scelte di entrambi i mister, quindi cambia poco, un solo cambio rispetto all'ultima formazione per entrambi, e per entrambi si tratta della fascia, perché nell'Empoli fuori Ghiasi per Sambià, mentre nel Cagliari fuori Felici per Luvumbo. Come detto dal nostro Vittorio, è una partita in cui l'Empoli schiera tanti giocatori giovani, soprattutto in difesa. Pensate che 2/3 della difesa sono composti da 2004 e Viti è un 2000, quindi comunque non stiamo andando a parlare di un giocatore con così tanti anni sulle spalle. Ecco, forse è questo il punto da attaccare maggiormente per il Cagliari oggi, nell'inesperienza della retroguardia empolese, soprattutto in questo tipo di partite. Certamente il punto debole della difesa è quello dell'Empoli, che accusa appunto le assenze importanti in quel settore, e noi dobbiamo tentare di far valere una maggiore caparbietà e esperienza, se vogliamo anche
il modo di essere pungenti. Goccisis e Marianucci sono due buoni giocatori, ma sono ventenni, come hai detto tu. Uno arriva dalla Pro Sesto, quindi si tratta di un giocatore che praticamente non ha mai giocato in Serie A fino a questo campionato, e Mattia Viti è un giocatore che invece arriva dal Nizza, ed è curioso questo percorso. È un 2002, come hai detto tu, nato a Borgo San Lorenzo, ma anche lui è poco esperto nel campionato italiano, e comunque sia avrà a che fare con Roberto Piccoli, che è certamente un brutto cliente, è uno dei più brutti clienti per i difensori di questo campionato, perché sa unire tutto, è a forza fisica, a tecnica, a capacità di saper svolgere il compito anche per i compagni. Insomma, diciamo che lì dobbiamo tentare di attaccare. E dobbiamo cercare di attaccare con la forza anche del pubblico, come detto dal nostro Vittorio, visto che ci saranno anche i residenti in Sardegna al Castellani per quanto riguarda questa partita, ma ci scrivete anche numerosi al nostro WhatsApp al 340 5186 036. Ci scrive il nostro Luigi, che ha documentato l'intera mattinata e primo pomeriggio di trasferta, visto che si trova a Empoli per seguire la partita. Gli mandiamo un grande abbraccio. Ci scrive anche il nostro Andrea da Padova: buona domenica e forza Casteddu sempre. Su un giornale ho letto non è decisiva, invece mi pare un approccio sbagliato, darci dentro e 3 punti. Se non è decisiva ogni partita, ditemi voi quali possiamo perdere. Sei d'accordo col ragionamento del nostro Andrea? Sono decisive tutte, bisogna riprendere a pensare, come ho detto 3 settimane fa, quando non si vinceva. Non devi mai scendere in campo pensando che ci sia un risultato diverso da ottenere rispetto alla vittoria, ti porta a comportarti diversamente. La mentalità del leone è quella che ti fa avere gli occhi della tigre, quella che ti permette di recuperare un pallone non con l'obiettivo di distruggere il gioco altrui, ma di costruire il tuo. Quindi devi avere veramente una visione positiva del tuo gioco e devi giocare per vincere sempre. Sarà così che arriveranno le vittorie, solamente se tu hai questo obiettivo, se hai questo grande obiettivo, la determinazione ti starà a seguire, perché la determinazione viene dopo ed è una conseguenza di quello che tu vuoi ottenere. È uno che esplica in modo perfetto la determinazione del Cagliari, quel sentimento che vogliamo vedere in campo. È Roberto Piccoli, assente nel tabellino dei marcatori nell'ultima partita, ma comunque presente per l'ottimo sacrificio svolto al servizio della squadra. Ci serve un suo gol anche per ridare un po' di più di giustizia alla classifica e per portare qualche numero più avanti, vista l'importanza che sta avendo il numero 91 all'interno del Cagliari. Sì, anche se poi la sua importanza si pesa anche diversamente dal gol, perché quando un giocatore gioca per la squadra vai a vedere anche quanti assist, vai a vedere quanti palloni recuperati, quanti palloni non persi. Insomma, ci sono tanti aspetti che vanno a giudicare il rendimento del calciatore. Io non mi soffermo solamente ai gol per giudicare la stagione di Roberto Piccoli, ma guardo quello che fa in campo per la squadra, e devo dire che è un giocatore che mi ha sorpreso positivamente, perché apparentemente sembra il solito giocatore di punta che pensa ai gol e pensa a se stesso. Cioè, abbiamo altri giovani di questo tipo nel nostro campionato, lo so, Pellegrini ad esempio è un giocatore di questo tipo. Lui invece ha una mentalità diversa, mentalità proiettata alla squadra, e sa essere comunque anche protagonista assoluto da solo, e quindi in questo senso credo che il Cagliari abbia accolto veramente un giocatore importante in quel settore, e non voglio ancora pensare a quelle che saranno le scelte future, perché effettivamente il peso che abbiamo in attacco è pari al peso che abbiamo in porta, perché poi l'altro giocatore che fa la differenza è Caprile. In settimana ho fatto una statistica vedendo il suo rendimento l'anno scorso all'Empoli, è evidente che Caprile all'Empoli ha fatto la differenza come la sta facendo a Cagliari in questa seconda parte di stagione, e oggi la potrebbe fare per il Cagliari, dalla parte del Cagliari, riuscendo a far prendere quello che abbiamo detto tante volte, il gol in meno, che poi di fatto è un gol che ti realizza il portiere. Soprattutto per le piccole poi questo discorso si applica in modo perfetto, visto che comunque sono maggiormente esposte. Avere un giocatore che riesce a sventare la maggior parte di ciò può determinare la salvezza o meno di una squadra, e l'abbiamo visto anche nel corso degli anni, perché come ha detto bene anche dal nostro Vittorio, l'Empoli l'anno scorso ha costruito la sua salvezza anche sulle parate di Caprile, come è stato il Cagliari magari fino a qualche anno prima, con il ruolo che aveva Cragno ad esempio all'interno della squadra. Ci scrivono al nostro 340 5186 036 su WhatsApp, e li salutiamo i nostri ascoltatori. Manuel col suo Forza Cagliari, Alessio sempre presente col suo Forza Casteddu e le emoji per caricare al massimo prima di questa partita. Il nostro Dino Dallodi invece ci scrive: Macumbu in panchina, chiedo, non era meglio iniziare con lui? Non ho niente contro Pratti, sono contento per lui, per il fatto che giochi.
C'è chi lavora in cotta e c'è chi lavora in cruda. Abbiamo una parte del pubblico ha chiesto Prati da tantissimo tempo. Prati ora è il giocatore titolare, chiaramente uno deve uscire. È uscito Deiola e quindi ha fatto felice una marea di gente. È uscito anche Macumbu, perché non puoi tenerne più di un certo numero, soprattutto se vuoi far giocare a dopo. Quindi andiamo comprati, vuol dire che oggi ad esempio è una di quelle partite dove Prati il pallone in verticale lo può mettere, non c'è solamente Piccoli da servire, c'è Luvumbo da servire, c'è Zortea da servire, quindi è una partita in cui Prati può fare il suo ruolo nel migliore dei modi, a differenza di altre gare dove se schieri un difensore laterale nella zona d'attacco è problematico che possa avere molte scelte per poter fare il palleggiatore, così come si fa nella pallavolo, scegliendo poi da che parte sollevare, da che parte alzare, da che parte attaccare. Ecco, avendo la scelta oggi Prati secondo me può dare il suo contributo anche interessante, tenendo conto di un altro aspetto, che l'Empoli si attacca anche con i tiri a fuori. Abbiamo appena parlato di questa alternanza tra nel ruolo di secondo centrocampista, quello che non cambia è Adoppo, che sta portando davvero una qualità costante all'interno delle partite del Cagliari. Anche oggi il suo fraseggio, ma soprattutto la sua importanza nel bloccare il gioco degli avversari e ripartire velocemente può essere la chiave dell'intera partita. Sì, come dice il suo nome, rinvia sempre l'azione degli avversari. Quando fai perdere un po' di tempo li rinvia dopo. È chiaro che tu permetti alla squadra di posizionarsi e di saper difendere meglio. È un giocatore anche lui fondamentale nel gioco del Cagliari, lo è insieme a Piccoli, lo è insieme a come vi ho detto, Caprile. Io credo che qui noi possiamo trarre un'indicazione veramente seria per il futuro. Guardate il contributo che stanno dando i giovani. Molte volte il Cagliari degli ultimi 10 anni ha acquistato dei vecchi elefanti, ora forse sta capendo che è preferibile investire su un giovane, che peraltro se investi su 5 giovani che ti costano un vecchio elefante, di quei 5 magari 2 prendono anche valore, uno lo puoi vendere, ne puoi comprare altri 5. Insomma è una filosofia che abbiamo conosciuto in passato, che secondo me è la filosofia giusta per il Cagliari se vuole crescere, non vuole semplicemente conservare la categoria senza avere sussulti, senza avere prospettive, senza sognare, perché comunque sia il sogno alla fine è sempre quello che ti dà un'energia in più per poter attraversare, percorrere la strada del successo nel modo più determinato possibile. E dobbiamo dire che questa svolta già intrapresa in estate, effettivamente, almeno a livello di divertimento nel guardare le partite, parliamo prima dei risultati ancora, possiamo dire che ogni settimana comunque c'è un ottimo gioco, comunque un gioco di cui parlare. Sono poche le weekend in cui abbiamo terminato la trasmissione veramente cupi, li possiamo contare sulla dita di una mano, quindi davvero una stagione in cui le prospettive sono ottime, in cui la funzione dei giovani sta dando i suoi frutti immediatamente. Speriamo che questo possa essere un indicatore da mantenere per il futuro e per le scelte della società Cagliari. La partita sta per cominciare. Abbiamo visto già dalla scorsa un Cagliari immediatamente aggressivo, immediatamente pressante nel cercare di mettere in difficoltà una squadra più in basso di lui in classifica e quindi che ha fatto peggio a livello di risultati. Ti aspetti ciò anche oggi nonostante la gara in trasferta? Sì, assolutamente sì, io credo che sia un Cagliari oggi che si proporrà anche una volta in modo determinato. Ha avuto una crisi di identità secondo me 5-6 giornate fa, andando a giocare qualche partita con l'idea di pareggiare e non di vincere, poi ha recuperato però la sua identità e abbiamo visto che quando poi pensa a vincere cambia un po' tutto, si vede che è un'altra squadra, un altro spirito, un altro obiettivo, insomma finisce per essere una squadra che con la convinzione di poter fare bene riesce anche a tenere lontano gli avversari dalla propria area. Bisogna pensare a vincere per poter difendere meglio. E quindi questa è la filosofia da adottare. Ti facciamo le ultime domande, Vitto. Naturalmente, come di consueto, quel giocatore avversario che ti fa un po' più paura. Io so già la tua risposta perché so che sei un estimatore di questo giocatore, quindi te lo lascio dire, vediamo se indovino poi. Vabbè, è sempre stato un giocatore che a suo tempo avrei portato al posto di Cerri, per intenderci, cioè quando si parlava di Cerri al Cagliari, dicevo ma Cerri, ma cosa vogliamo portare? Ed ecco, a me è la punta avanzata, che è una tipologia di attaccante che non abbiamo da tempo, cioè l'attaccante veloce che va in profondità, che a me piace molto, insomma, come, anche se non sempre ha espresso il suo valore, è un po' incostante nel suo rendimento. Io Kouamé lo avevo indicato, pensate un po', sto parlando di Cerri, sto parlando quindi di quando Kouamé aveva 22
22 anni, ora ne ha 27, non è più giovanissimo, ma certamente è un grande giocatore. L'altro che a me piace tantissimo, veramente tanto, è Sebastiano Esposito, giocatore che anche lui caldeggiato perché potesse rappresentare un rinforzo nel Cagliari già 2 anni fa. Qualcuno diceva di no, e invece secondo me è uno dei giocatori che è più interessante nel panorama del calcio italiano. È un giocatore da tenere d'occhio perché grande tecnica, anche grande forza fisica, e quindi attenzione agli attaccanti. Insomma, per quanto l'Empoli non sia una squadra che sta segnando tanto, Kouamé e Esposito io li terrei d'occhio particolarmente. Quindi queste le premesse prima del match che tra pochissimo si svolgerà in quel di Empoli, tra Empoli e Cagliari. Salutiamo Vittorio Ossano, lo troveremo tra pochissimo per la cronaca in diretta. A tra poco. E noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi ci tuffiamo in questa 31esima giornata nel match tra Empoli e Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Ascolto profondo del paziente, terapie naturali, tecnologie di ultima generazione, in un mix vincente per te. Benvenuti nella nuova visione olistica di Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brutto metodo classico e Rocca Rubia, il Carignano del Sulcis. Cantina Santati, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Santati, training sponsor Cagliari Calcio. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. S'alza il vento sulla terra, soffia fietta rosso e blu, i corazzetti quattro mari, lo sguardo fiero e forza antica. Cagliari la
Il nostro fantastico inno ci introduce come sempre al match del Cagliari, partita che è iniziata in quel di Empoli per questo 31esimo turno del campionato di Serie A 2024-2025 che vede sfidarsi Empoli e Cagliari. Andiamo a leggere le due formazioni ufficiali partendo dai padroni di casa. Vasquez è il portiere, difesa 3 composta da Goclicizze, Marianucci e Viti, il centrocampo 4 con Sambia a destra, Grassi, Henderson e Pezzella sulla fascia sinistra. I due trequartisti sono Sebastiano Esposito e Cacace con l'unica punta Kouamé. Risponde il Cagliari con un 4-2-3-1, anche se con più probabilità si tratta di un 3-4-2-1. Andiamo a ricomporlo velocemente. Caprile il portiere, la difesa con Palomino, Mina e Luperto, Augello esterno di sinistra, dopo i prati centrali con Zortea come esterno di destra, Luvumbo e Viola trequartisti e Piccoli unica punta. Bisogna vedere se si espone così o con un 4-2-3-1 con Augello che dovrebbe ritornare sulla linea dei difensori. Vedremo a partita in corso soprattutto come si muoverà la formazione di Davide Nicola, che ha proposto questi 11 per la giornata odierna, ma in contemporanea con il Cagliari, oltre delle partite che sono già iniziate per quanto riguarda Belgio, Spagna e Olanda. In Belgio si è al 72esimo Anversa Club Brugge 2-3. Per quanto riguarda la Liga invece il primo tempo Las Palmas Real Sociedad 0-1. Invece nelle divise si gioca su due campi, il Go Eagles è sul 2-0 mentre lo Sparta Rotterdam è appena passato in vantaggio 1-0. Si gioca anche in Francia in contemporanea con il Cagliari, Lens Saint-Étienne 0-0, così come ancora ferme in parità assoluta le 3 di Premier League Brentford Chelsea, Fulham Liverpool e Tottenham Southampton. Si gioca anche in Serie A con Torino Verona in contemporanea con il Cagliari, così come in Serie B la gara tra Catanzaro e Bari e quella tra Palermo e Sassuolo. Queste le partite che si stanno giocando in questo momento all'interno dei maggiori campionati europei, ma noi siamo concentrati sul match di Empoli contro il Cagliari. Andiamo a vivere le emozioni della partita tramite la cronaca del nostro Vittorio Sanna. E come sempre Pezzella si distingue, sono passati appena 3 minuti e spinta ai danni di Zortea, scaraventato giù, arbitro che è dovuto immediatamente intervenire. Non è la prima volta che Pezzella si comporta in questo modo e chissà che la sua partita duri di meno di quella che è stabilita per tutti gli altri. Il colpo di testa di Augello, la palla intercettata dall'Empoli che tenta di attaccare nella corsia di destra, porta avanti il pallone in questo caso con Sambia che poi tentava di entrare, non trova lo spazio, palla che finisce in fallo laterale, quindi rimessa in gioco per l'Empoli. È lo stesso Sambia che effettua la rimessa dando all'indietro per la linea di difesa, dove poi riceve il pallone il giocatore del numero 5 Grassi, che anzi era Henderson che poi ha seguito Grassi, il pallone a sinistra dove Pezzella va a sventagliare, passa dritto oltre Mina e Kouamé, un pallone che si perde tra le mani del nostro portiere. 3 minuti e 58 con Caprile che tiene il pallone tra le mani, lo mette tra i piedi pronto a calciare lungo, lo fa dall'altezza del dischetto, va dritto a cercare Piccoli che prolunga a vantaggio di Viola che lotta, riesce a recuperare a dopo, il pallone in diagonale non arriva a Piccoli, chiude molto bene l'Empoli, molto aggressivo a centrocampo, il pallone è spostato a destra ancora per Sambia che tenta di attaccare mentre scatta nel frattempo un altro giocatore che non viene servito nella circostanza, quindi il pallone ritorna all'indietro anche per l'Empoli, passaggio centrale nella zona in cui c'è Marianucci, da questi verso sinistra a vantaggio di Viti controlla, sposta il pallone su sinistro, calcio a lungo in verticale, attenzione al movimento di Cacace che cerca di liberarsi dell'avversario, viene chiuso nella sua azione, poi viene Mina che prolunga per a dopo, attaccato a dopo, perde per un attimo il pallone, tenta di andare a recuperarlo su Pezzella, il pallone poi ancora all'indietro per Henderson che indietreggia ancora, attaccato in questo caso da Zortea, è costretto addirittura a tornare nella sua metà campo e cercare l'appoggio del proprio portiere Vasquez. È un colombiano Vasquez che quest'oggi è titolare, lo era anche la settimana scorsa, il titolare è vero, doveva essere Silvestri che peraltro è infortunato e non è nemmeno in panchina. È pronto Vasquez ora a calciare, aspetta che i suoi salgano, batte il pallone in verticale cercando ancora una volta la profondità, il colpo di testa all'indietro, il pallone recuperato ancora da Sambia, scambiato ma regalato a Luvumbo che tenta di partire nella corsia di sinistra, c'è l'arbitro che non interviene malgrado le proteste da parte dell'Empoli, ancora Luvumbo che va giù, altro contatto falloso, no, dice il pallone l'arbitro in questo caso e fa
a proseguire con Luvumbo che è andato giù, Pezzella che ha ricevuto, palla in diagonale per tentare di costruire, bello l'esterno per il movimento di Cacace dentro l'area, Cacace mette al centro, è bravo in questo caso il nostro Luperto a chiudere sul tentativo di assist da parte di Cacace, pallone ancora recuperato dal Cagliari, Zortea all'indirizzo di Palomino che cambia gioco verso sinistra, alga aggressivo l'Empoli che non dà spazio al Cagliari per costruire, Sambià però stavolta manda in fallo laterale, ha rimesso in gioco e per il Cagliari grande occasione gol per l'Empoli con Cacace che si è presentato davanti al nostro portiere ma poi ha tentato l'assist all'indietro a traghetto insomma ed è stato bravo Luperto a intuire cosa Cacace avrebbe fatto e così l'azione si è spenta. 6 minuti sono andati via, è iniziato il settimo, punteggio di 0-0 di una partita che si rivela non per niente facile, è ancora tentativo dell'Empoli con una deviazione con Caprile che va ad evitare il calcio d'angolo. Linea allo studio. Quindi partita immediatamente animata tra le due formazioni, Empoli che cerca in tutti i modi di sorprendere il Cagliari, soprattutto andando a svolgere delle azioni in verticale molto rapide, molto bello anche nella circostanza all'esterno che poi ha portato al suggerimento sbagliato di Cacace. Era stato altrettanto bravo, come detto dal nostro Vittorio in cronaca diretta, Luperto a seguire bene l'azione, a guardare la palla, a capire le intenzioni di Cacace e anticiparlo col posizionamento. Quindi partita subito viva. Andiamo a vedere un po' di precedenti tra le due compagini. Sono 32 gli scontri tra Empoli e Cagliari, con i sardi che hanno ottenuto 10 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte. In trasferta il bilancio peggiora drasticamente con 16 incontri disputati in cui i rossoblù sono usciti vincitori in 3 occasioni, sconfitti in 11 e in 2 gare si è pareggiato, quindi davvero un campo molto difficile il Castellani per quanto riguarda l'armata rossoblù. Chissà che oggi non si possa riuscire a espugnarlo per trovare una vittoria chiave in ottica salvezza, come è stata anche l'ultima vittoria dei rossoblù a Empoli, ovvero quella della scorsa stagione, l'1-0 firmato da Jankto che ha messo una importante ipoteca sulla salvezza, ha messo comunque dei punti in serbatoio davvero ottimi e di conseguenza anche quest'anno si spera che gli isolani possano uscire da questa sfida in Toscana con un ottimo risultato. Succede che qualche minuto or sono è andato a colpire Mina il diretto avversario, se non sono andato male nella circostanza era Kouamé, concedendo un fallo dall'out di destra. Mina che immediatamente dopo appena 4 secondi era già andato a terra per un contatto sul primo lancio fatto dall'Empoli a inizio partita. Diciamo che si è subito calato nella parte ieri Mina in questo match, ci auguriamo che possa essere concentrato e puntuale durante tutto il corso della partita, che comunque sta già raccontando i due squadre che non hanno nessuna intenzione di aspettare il proprio avversario. Vediamo ancora qualche statistica per quanto riguarda gli allenatori presenti in panchina. Davide Nicola ha allenato contro l'Empoli in 9 occasioni, ottenendo 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, oltre ad essere stato tecnico proprio della squadra toscana. Roberto D'Aversa invece ha sfidato il Cagliari in 10 match, ottenendo 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. I due tecnici si sono sfidati in 6 occasioni, ottenendo 3 vittorie a testa senza nessun pareggio. Partite alla morte tra Nicola e D'Aversa, o si vince o si perde, è stata nella storia degli scontri tra questi due allenatori. Vedremo se anche oggi sarà confermata questa statistica e questa ricorrenza per quanto riguarda, come abbiamo detto, la partita valida per il 31esimo turno di questa Serie A. Serie A che con il suo 31esimo appuntamento ha iniziato venerdì, come sempre ormai weekend diluito per quanto riguarda i match di Serie A. Si è partiti con Genoa-Udinese, una partita che è stata decisa da un solo gol, 1-0 il risultato finale per quanto riguarda il Grifone, che grazie al gol di Zanoli a 13 dalla fine è riuscita ad assicurarsi la vittoria, salendo e facendo un balzo in avanti in classifica, praticamente ottenendo la salvezza quasi matematica con 38 punti guadagnati. Udinese che invece rimane a 40, comunque lì intorno
nell'orbita anche in cui gravitano sia Genoa che Torino. Questa la prima partita del turno, ma tra Empoli e Cagliari è lotta vera. C'è stato un fallo tra Viti e Piccoli, uno dei duelli di cui abbiamo parlato in precedenza e che sarà caratterizzante l'intero incontro. Per ora Viti è già dovuto andare a ricorrere al fallo sulla protezione del pallone di Piccoli. Precedentemente c'era stata una bella azione svolta dal Cagliari, che ha provato a liberare proprio il numero 91 all'interno dell'area. C'è stato un contatto precedente sull'ultimo suggerimento, per cui ha protestato la formazione ospite, ma non ha ravvisato niente l'arbitro e il passaggio si è rivelato troppo lungo per poter essere controllato dall'attaccante rossoblu, ma ci sta cercando di affilare la lama per quanto riguarda il Cagliari, con i tentativi che si fanno sempre maggiori nel corso degli ultimi minuti, dopo un primi 5 lunghezze in cui l'Empoli ha avuto maggior pressione, maggior presenza nella metà campo del Cagliari. È venuta fuori la squadra sarda, che in queste ultime lunghezze sta riuscendo a esprimersi con maggiore qualità per quanto riguarda quello che abbiamo visto fino a questo momento. È segnato una delle squadre che sta giocando in contemporanea con il Cagliari. Si parla in Francia per quanto riguarda il match di Ligue 1 tra Lens e Saint-Étienne. 1-0 per il Lens, che quindi dopo meno di 14 minuti già sblocca la gara in questo match interno. 1-0 come abbiamo detto nella partita di Ligue 1, partita alle 15. C'è il controllo però del gol per un possibile fuorigioco. Aveva segnato Ruben Aguilar con il Lens, che si trova in una posizione di classifica decisamente migliore rispetto al Saint-Étienne. Infatti si trova al nono posto in totale tranquillità e ancora con qualche possibilità di qualificarsi per un posto in Europa. Saint-Étienne, che invece è penultima e rischia di retrocedere in Ligue 2 in questa stagione, a -1 dal Le Havre, che invece andrà a disputare i play-out, che invece sta cercando di portare dalla sua parte il risultato ed è stato anche protagonista dei play-off di qualche anno fa. È Zito Luvumbo, che con il Cagliari è riuscito a andarsene molto bene in area alla marcatura di Viti, ha fatto la finta di andare sul sinistro per poi andare sul destro, è arrivato sul fondo, ha cercato il suggerimento centrale per Piccoli prima che la palla uscisse, ma sfortunatamente il suo passaggio si è rivelato troppo alto e non è stato possibile per nessuno dei suoi compagni controllare la sfera in quel dell'area. Ma primi spunti che iniziano a vedersi da parte del numero 77 Zito Luvumbo, un giocatore che è mancato in più di un'occasione al Cagliari rispetto all'apporto che è riuscito a dare nelle ultime stagioni. Vedremo se dopo il gol trovato nella scorsa settimana contro il Monza riuscirà a replicare anche in questo 31esimo turno, in questa gara fondamentale contro l'Empoli. Si sono sbloccati altri 2 match per quanto riguarda gli altri campi, tutti e due in Inghilterra. Sono passati in vantaggio il Liverpool e il Tottenham. Parliamo prima dei Reds, che si trovano in trasferta in questa giornata sul campo del Fulham. 1-0 il punteggio, come abbiamo detto, per quanto riguarda il Liverpool, che dopo 15 minuti è passato in vantaggio grazie a McAllister, che sull'assist di Gravenberch è riuscito a siglare la rete del 1-0 per quanto riguarda la squadra del Merseyside. Mentre per quel che riguarda Empoli Cagliari c'è stato un contatto al limite dell'area tra Caprile e un avversario, uscita di Caprile di testa, che poi è stato colpito al fianco dall'attaccante empolese, caduto male sulla spalla. Ci auguriamo che l'estremo difensore rossoblu non debba ricorrere al cambio, perché la botta è stata bella dura, ma dovrebbe essere in grado di continuare il giocatore arrivato nel corso del mercato di gennaio dal Napoli, dove faceva il secondo portiere. Parlavamo dei match di Premier League. Ha segnato, come abbiamo detto, anche il Tottenham, che invece gioca in casa contro il Southampton. Anch'esso al minuto 14 è riuscito a portarsi sull'1-0 grazie al gol di Ben Johnson, che quindi sblocca la gara contro un Southampton che si trova in acque decisamente diverse rispetto alla formazione di North London. Il Tottenham è al 13° posto in questo momento, sicuramente non la miglior stagione per quanto riguarda la squadra che è stata a casa di Harry Kane per tanti anni. Southampton invece, che è all'ultimo posto della Premier League con appena 10 punti conquistati in
in 31 incontri, quindi gara che sta andando, diciamo così, come ci si aspettava andasse, con l'1-0 del Tottenham. Per quanto riguarda invece l'Eredivisie, ci avviciniamo alla fine del primo tempo nel match tra Go Eagles e Utrecht, con gli ospiti che si sono avvicinati. Si trovava sul 2-0 il Go Eagles, la rete invece dell'Utrecht ha riportato il tutto sul 2-1 quando ci avviciniamo sempre più al termine della prima frazione. Per quanto riguarda invece Empoli-Cagliari, si gioca negli ultimi giri di lancetta, soprattutto nella metà campo del Cagliari. L'Empoli è venuto nuovamente fuori dopo un periodo di dominanza fatto dagli ospiti oggi in maglia bianca. Empoli che sembra molto concentrato sull'obiettivo, sa di avere dei limiti, infatti ricorre con grande facilità al fallo quando sbaglia nella costruzione del pallone. Per ora ha trovato un arbitro che sta consentendo questo tipo di mobilità, con questo tipo di strategia. Non ha ancora tirato fuori nessun cartellino, ma bisogna essere attenti, perché col passare dei minuti naturalmente ogni azione diventa più importante, di conseguenza diventa maggiore anche il rischio di ricevere la sanzione. Per quanto riguarda il match di Eredivisie, 2-2 tra Eagles e Utrecht, gli ospiti sono riusciti a pareggiare la gara prima alla fine del primo tempo, e quindi risultato nuovamente in parità per quanto riguarda il match in Eredivisie. Questo è un po' quello che sta accadendo nei vari campi. Noi adesso ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio alla pubblicità e poi come torniamo rimanete lì, perché andiamo in diretta con Vittorio Sanna tra pochissimo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante Brut metodo classico e Terre Brune Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol dagli studi della Corte del Sole. Ci trasferiamo invece alle emozioni dello stadio con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. Un contropiede pericolosissimo dell'Empoli che si è concluso con un tiro forse deviato, tiro tentato da Henderson, sì, deviato da dopo, sarà calcio d'angolo a meno che non verrà riscontrato qualche altro fallo precedente. No, è calcio d'angolo, quindi nessun tipo di fallo precedente. Contropiede pericolosissimo dopo un pallone calciato male col destro da Augello, dopo un calcio d'angolo del Cagliari, e ora angolo affidato a Henderson per l'Empoli. 20° minuto che si sta per chiudere con lo schema chiamato
dal giocatore numero 6, con tutti i giocatori dentro l'area e con Caprile che alza le braccia, pronto per l'angolo, esce proprio Caprile con i pugni, riesce ad allontanare il fuori area, dove insegue il pallone, in questo caso Grassi, arriva prima di tutti, tiene il possessore della palla e poi guarda verso i compagni andando a trovare all'indietro proprio il proprio portiere Vasquez. Eccolo Vasquez che controlla, si riposiziona l'Empoli, si riposiziona il Cagliari, lancia in avanti a cercare Kouamé che salta altissimo, fa da sponda all'indietro, il tentativo di tiro cross col pallone che attraversa tutto lo specchio della porta e si perde direttamente sul fondo. Ha tentato ancora una volta di inserirsi Cacace su questo tentativo di Esposito che aveva calciato da destra, pallone lontanissimo dai pali della porta del nostro portiere Caprile, che adesso ha il pallone tra le mani e aspetta di poter servire i suoi. Dobbiamo dire gioco molto aggressivo e confuso, il Cagliari finora non si è visto se non in qualche tentativo di contropiede a sua volta, dopo aver superato il pressing iniziale dell'Empoli che attacca la squadra rossoblù già nella sua metà campo, non concedendo la possibilità quindi di sviluppare il gioco secondo i canoni che vorremmo. Prati in tutto questo infatti si ritrova veramente in grande difficoltà, si è visto pochissimo in questi primi 21 minuti. Pallone per Adopo che perde palla, ancora una volta stringe lo spazio l'Empoli, riesce ad averla meglio, rilancio di Adopo in avanti, non riesce ad arrivare in questo caso Piccoli alla caccia del pallone Luvumbo, nel duello con l'avversario gli dà una botta incredibile, precipita giù in questo caso Marianucci, Luvumbo che è andato un po' troppo in modo irruento addosso all'avversario, spinta nettissima e non poteva fare diversamente l'arbitro se non assegnare il calcio di punizione. Un po' di ingenuità da parte di Luvumbo che non sta ragionando molto sulle cose che deve fare, va troppo d'impulso e non sta scegliendo le soluzioni adatte. Un po' di lucidità in pugno non guasterebbe da parte del giocatore del Cagliari. Mentre è pronto Vasquez alla battuta, scocca il 22esimo minuto, calcia in avanti andando a cercare il colpo di testa di Cacace, si impenna il pallone, ancora dopo a rimandarlo avanti, una deviazione, gioco confuso, Marianucci che manda avanti, l'anticipo di Palomino, il pallone che si impenna, Kouamé che lo mette giù di petto, indietreggiando nel duello con l'avversario, Kouamé che cerca l'1-2, è bello il fraseggio dell'Empoli, gomitata ai danni di Luperto, per l'arbitro il fallo di Luperto, è calcio di punizione per l'Empoli, ma dopo aver subito forse il fallo c'è stato un colpo all'indietro con Luperto che è stato colpito dal giocatore numero 5, si tratta di Grassi, è andato Luperto ad attaccarlo, gomitata di Grassi ai danni di Luperto, abbastanza anche evidente, picchiano come fabbri questi dell'Empoli, l'abbiamo detto, lo si sapeva anche che la partita la mettevano soprattutto sul piano anche delle botte quando servivano. 22 minuti anzi 23 minuti in questo momento, sempre 0-0 lì nello studio. E sì, colpo al viso per quanto riguarda Luperto, che è stato colpito proprio dall'avversario, in questo caso Grassi, per l'arbitro il fallo è del difensore del Cagliari. Luperto che poi in un secondo momento è riuscito ad alzarsi e a riprendere la sua posizione, ma come detto proprio dal nostro Vittorio Sanna, partita molto fisica quella impostata dall'Empoli, che sta cercando in tutti i modi di mettere in difficoltà il Cagliari nella sua costruzione di gioco, e ci sta riuscendo, visto che la squadra rossoblù è andata a offendere la porta di Vasquez per la maggior parte in contropiede e soprattutto in un momento localizzato intorno al 10° minuto. Poi è stata un 10 minuti invece a favore dell'Empoli, che è riuscito maggiormente a mettere in difficoltà la squadra sarda. Sono cambiati alcuni risultati per le partite che stiamo seguendo in contemporanea. Il vantaggio in Serie B del Palermo in casa contro il Sassuolo, squadra rosanero che sta cercando in tutti i modi di riuscire ad acciuffare la qualificazione ai playoff per giocarsi le sue chance di promozione in Serie A. Sassuolo che invece è primissimo con 72 lunghezze. Con questo successo il Palermo riuscirebbe a superare il Cesena e si porterebbe al 7° posto provvisorio, che gli consentirebbe quindi di entrare all'interno dei playoff. Ma andiamo a raccontare quello che succede tra Empoli e Cagliari, perché c'è stato davvero un bel tentativo direttamente da calcio d'angolo di un giocatore della squadra di casa, con Caprile che è stato costretto a smanacciare lontano sulla traiettoria che stava arrivando nell'angolino alto della sua porta.
attento il portiere del Cagliari, ma Empoli che cerca in tutti i modi di rendersi pericoloso anche con la soluzione diretta da angolo. Abbiamo parlato della qualità del piede di alcuni, soprattutto dei suoi interpreti, e in queste situazioni, in queste opportunità che si riescono a creare dal nulla, sono proprio quei talenti a mettere in mezzo la palla e a usare le proprie caratteristiche per mettere in difficoltà l'avversario. È cambiato anche il match per quanto riguarda la Liga spagnola. Las Palmas contro Real Sociedad conduceva per 2-0 la squadra ospite, ma i padroni di casa sono riusciti a riavvicinarsi con il gol dell'1-2 quando mancano più o meno 25 minuti più recupero al termine del match. Per quanto riguarda il campionato spagnolo, le reti nel primo tempo del Real Sociedad con Oyarzabal al quinto, il raddoppio di Gomez nel secondo tempo e il gol al 61esimo di McBurney che ha rimesso tutto in discussione. Questo per il campionato della penisola iberica per quanto riguarda, come abbiamo detto, la parte spagnola. Invece in Inghilterra cambia il punteggio della partita del Liverpool, perché dopo il vantaggio dei Reds il Fulham è riuscito a riequilibrare l'incontro 1-1 il parziale dopo 27 minuti di gioco. Continua la gara all'interno dello Stadio Castellani con il Cagliari che deve riuscire a distendersi dopo il grande pressing attuato dai padroni di casa, e ci ha provato qualche minuto or sono con il tentativo di Piccoli, veramente bravissimo a toccare la palla di tacco per servire un compagno e poi farsela ridare con il numero 91 che è arrivato nei pressi dell'area, ha evitato il ritorno alla difesa dei toscani ed è andato a tentare la conclusione sul primo palo con il sinistro, che però è risultata troppo centrale, troppo debole, facile preda per quanto riguarda Vasquez. Ma primo tiro all'interno dello specchio della porta per il Cagliari con il suo bomber che si è costruito ancora una volta l'azione, che è andato anche a finalizzarla, stavolta però non con la qualità necessaria per portare in vantaggio la squadra isolana. Questo quello che succede a Empoli, con l'azione poi successiva che ha visto Augello protestare con l'arbitro per un tentativo di cross murato, con l'arbitro che invece ha dato l'ultimo tocco ad Augello e quindi la rimessa dal fondo, anche con ragione, perché il difensore del Cagliari effettivamente ha toccato per ultimo. Abbiamo parlato in più occasioni dell'arbitro, ma andiamo a vedere chi è il direttore di gara di oggi, ovvero Federico La Penna della sezione di Roma, l'81esima direzione in assoluto nella massima serie, all'interno del quale ha maturato una media di 4,42 cartellini gialli a partita, con 10 doppi gialli, 5 rossi e 26 rigori assegnati, circa lo 0,32% per match. La sua media invece in tutte le competizioni è di 4,64 gialli e di 0,31 rigori fischiati. Nelle 9 precedenti arbitrate in questa stagione in Serie A ha estratto 43 cartellini, un doppio giallo e ha assegnato 3 rigori, quindi un rigore ogni 3 partite per quanto riguarda l'arbitro di Roma. Ha diretto il Cagliari in 12 incontri in cui i rossoblù hanno trovato 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Come abbiamo detto, in questa stagione invece ha diretto i sardi in occasione del match interno contro il Napoli, terminato per 4-0 per i partenopei. L'ultima vittoria sotto la sua direzione risale alla gara con la Ternana della 35esima giornata di campionato di Serie B 2022-2023. Ha diretto l'Empoli invece in 15 occasioni in cui i toscani hanno ottenuto 6 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. L'ultima vittoria dei toscani sotto il suo fischietto risale alla Serie A 2022-2023 nella vittoria interna per 3-1 contro il Bologna. A supporto del direttore di gara di Roma ci sono gli assistenti Zingarelli e Rossi, il quarto ufficiale è Prontera, mentre al VAR ci sono Aureliano e Marini. Questa è la formazione arbitrale per dirigere al meglio la partita tra Empoli e Cagliari. Per ora non ci sono state grandi proteste all'interno del metro selezionato, dobbiamo dire ha concesso di giocare in tanti scontri l'arbitro e per ora ha mantenuto questo rollino di marcia in quasi tutti gli interventi, anche se dobbiamo dire l'Empoli è davvero cattivo in alcune delle circostanze. Anche pochi minuti fa un fallo abbastanza gratuito su Luvumbo che stava cercando di scattare sulla fascia, c'è stata l'opposizione di un giocatore avversario con il numero 77 che è rimasto a terra coprendosi il viso nella circostanza, sarebbe
bello rivedere un replay perché non è chiara quello che non è chiaro quello che è successo all'interno del rettangolo di gioco, e chissà che non debba intervenire il VAR per un'irregolarità maggiore esposta da Sambia, sembrerebbe nell'occasione, con Sambia che è andato a cercare la corsa di Luvumbo, è andato a buttarlo giù, Luvumbo che è rimasto a terra, arbitro che non ha visto nessun fallo, ma dobbiamo dire è abbastanza brutto l'atteggiamento soprattutto dell'Empoli, che è molto falloso ogni qualvolta ne trova la possibilità, e fino a questo momento forse l'unica cosa che dobbiamo un po' recriminare all'arbitro è non aver ancora messo freno a questo atteggiamento da parte dei padroni di casa. Per quanto riguarda invece i match che si stanno giocando in contemporanea, riusciamo un attimo da Empoli Cagliari per vedere quello che succede nel resto di Europa. Il Palermo in Italia è andato sul 2-0 nel match casalingo contro il Sassuolo, quindi risultato importantissimo per quanto riguarda la Serie B, così come il vantaggio del Bari sul campo del Catanzaro 1-0 per quanto riguarda i Galletti, che quindi trovano la rete del vantaggio, mentre ha ribaltato il punteggio interamente il Fulham, che ora si trova sul 2-1 contro il Liverpool quando ci troviamo al 33esimo del primo tempo. E quindi Fulham che riesce a segnare 2 reti ai Reds e a portarsi in vantaggio nonostante la difficoltà della gara, e vedremo come finirà questo match di Premier League all'interno del campionato più imprevedibile d'Europa, almeno così lo si riconosce. Per quanto riguarda Empoli Cagliari si continua con grande dinamismo, ci sono state altre proteste per altri scontri, un chiaro scontro salvezza quello a cui stiamo assistendo al Castellano di Empoli, e il direttore di gara La Penna deve usare un po' più di polso, diciamo così, in qualche circostanza che abbiamo visto in precedenza, perché davvero ci sono stati tanti falli all'interno di questi primi 30 minuti di gioco, con l'intera partita che è stata molto spezzettata, con le occasioni maggiori che sono arrivate soprattutto da calcio d'angolo, quindi chissà che non ci possa essere un cambio anche a livello di tattica, anche a livello di spettacolo a cui assistiamo, con un po' più di posto da parte dell'arbitro che non permetta la facilità nell'andare al fallo per evitare che l'azione degli avversari si compia. Andiamo a ricordare i precedenti da cui vengono le due formazioni. Il Cagliari riduce la vittoria con il Monza per 3-0, riuscendo finalmente a ritrovare i 3 punti dopo un periodo difficile, mentre per quanto riguarda l'Empoli sono 5 le partite senza successo, con un terzultimo posto maturato nel tabellone, 23 lunghezze conquistate fino a qui. I toscani subiscono almeno un gol all'interno dei 90 minuti da 22 partite consecutive. Questo è un dato importante che ci fa capire quanto la difesa dei toscani sia la parte più debole dell'intera formazione, con anche qualche minuto fa il Cagliari che ci ha provato con un'azione un po' confusa, ha provato prima Viola a servire Luvumbo, poi il controllo non perfetto nel numero 77, poi il tiro di Zortea terminato alto. Noi siamo pronti a vivere le emozioni di Empoli Cagliari, andiamo a farlo tramite la voce del nostro Vittorio Sanna. Un lancio avanti alla ricerca di Luvumbo, la palla ribattuta in fallo laterale, sempre 0-0, 34esimo minuto del primo tempo, con partita sporchissima, caratterizzata veramente da scontri duri, da anche poca lealtà talvolta, mettendoci la mano, il gomito, insomma, evitando che il giocatore possa andare pulito verso il pallone. Palomino che ha ricevuto il controllo e il passaggio ancora per Zortea che si libera dell'avversario, lascia sul posto Pezzella, accelera ancora, entra in area, il cross basso all'indietro, non c'è nessuno, può arrivare Sambia ad allontanare, ma insiste il Cagliari. Luperto per Augello per Adopo. Cagliari che ha iniziato a giocare al calcio e non accettare lo scontro fisico con l'Empoli. Il passaggio a destra per Zortea, c'è Luvumbo, Zortea lo ignora, lo serve solamente adesso Luvumbo al cross, la palla deviata, attenzione, Piccoli di testa all'indietro per Viola, il pallone allontanato, ancora Adopo che arriva sulla palla, insiste il Cagliari con Palomino che dà ancora Luvumbo, stavolta nella zona destra del campo, si libera dell'avversario, si arricca Caccia, dà ancora all'indietro, poi il pallone per Prati in verticale alla ricerca di Piccoli dentro l'area, Piccoli il controllo, non riesce a tenere il pallone ed è un vero peccato, poteva essere una grandissima occasione, il pallone gli è rimbalzato davanti, è andato a lottare, ha cercato con la spalla di addomesticarlo, cosa non riuscita, e quindi intervento di Vasquez che ha risolto la situazione. 35esimo minuto che scorre col pallone a sinistra nella zona in cui c'è il lancio lungo ancora da parte dell'Empoli alla
alla ricerca di Sambia che va in mossa da Kung Fu, anzi si trattava di Kwame, il pallone recuperato dal Cagliari che con ieri rimina in posta, ora comincia ad accusare un po' la fatica l'Empoli dopo aver pressato per tutti i primi 30 minuti non dando al Cagliari la possibilità di giocare palla nella propria metà campo. Ora il passaggio a destra per Palomino, da Palomino nella direzione di Adopo che prolunga, deviazione in fallo laterale da parte di Henderson, la rimessa con le mani quindi per il Cagliari, arriva Palomino per effettuarla davanti agli occhi di Davide Nicola quando è iniziato il 36esimo minuto, ecco pronto per la rimessa a Palomino con D'Aversa che studia la situazione, Palomino su lungolinea cerca qualcuno, si avvicina Viola, dà più in là per Zortea, troppo lungo il passaggio, palla ribattuta a vuoto, poi lo stesso Prati che va a cacciare il pallone alla ricerca di Kwame, poi la ribattuta di Augello nel duello con Sambia, l'ultimo tocco è di Augello, la rimessa con le mani attribuita ancora una volta all'Empoli, 36esimo ancora, il pallone all'indietro per il difensore di destra, Goscigiz che ancora tiene il pallone, poi lo dà verso il centro dove c'è invece Marianucci, più facilmente pronunciabile, avanza Marianucci, si ferma e poi va ancora su Goscigiz che poi può controllare il pallone del Giorgiano all'indietro ancora per Marianucci che tiene il posto di palla, ha rallentato ora la sua azione l'Empoli col passaggio di Henderson a destra, il retropassaggio di Sambia, pallone che ritorna ancora a Goscigiz con il pallone che può essere impostato ma a basso ritmo, insomma cammina col pallone davanti e ancora scambia col suo difensore centrale, sempre 0-0 al Castellani, linea allo studio. E quindi partita bloccata come raccontato dal nostro Vittorio Sanna in cronaca diretta, un match molto fisico che fino a questo momento non ha dato modo di vedere grandi giocate, qualche brivido in alcune circostanze ma niente di troppo pericoloso a livello di occasioni per entrambe le squadre. Vedremo se l'attenzione verrà spezzata con il passare dei minuti e con l'arrivo anche della stanchezza che andrà via via a rendere meno lucida ogni interpretazione dei componenti delle due squadre. Noi siamo pronti per dare la linea alla pubblicità, ma torniamo subito a raccontarvi quest'ultima parte del primo tempo tra Empoli e Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ascolto profondo del paziente, terapie naturali, tecnologie di ultima generazione, in un mix vincente per te. Benvenuti nella nuova visione olistica di Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, faina de Sardigna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
Nuovamente in diretta a Suon di Gold dagli studi della Corte del Sole qui su Radio Super Sound. È un Cagliari che continua a protestare per l'incisività e gli interventi dell'Empoli. Qualche minuto or sono c'è stato uno scontro parecchio duro tra Henderson e Piccoli, con il numero 6 della squadra di casa che è andato a colpire il pallone in anticipo, ma mantenendo il piede alto è andato a colpire il numero 91 del Cagliari, che è rimasto a terra per un po'. Ha avuto anche necessità dell'aiuto dei medici, perché la botta con i tacchetti non deve essere stata sicuramente piacevole. Arbitro che ha interpretato, diciamo così, la situazione in un modo che sinceramente non capisco, perché ha fischiato il fallo per il Cagliari per il gioco pericoloso e quindi la pericolosità dell'intervento di Henderson, riconoscendo quindi la pericolosità di tutto ciò, però non ha dato il cartellino giallo, e questo è un po' inspiegabile, perché o valuti l'ingresso sulla palla e di conseguenza non c'è fallo e conseguentemente capita che ci sia uno scontro a cui devi fermare il gioco e fai riniziare con una palla contesa, o restituisci palla a chi era in possesso, oppure se fischi fallo e quindi noti l'irregolarità nella circostanza dovresti andare ad ammonire, visto che è gioco pericoloso e visto che comunque ha causato parecchio dolore all'avversario proprio in questo frangente. Continuano a modificarsi i punteggi nelle altre gare per l'Europa. Il Real Sociedad è andato sul 3-1 fuori casa con il Las Palmas, invece il Tottenham è riuscito a trovare il 2-0 dopo un gol annullato qualche minuto or sono e si trova in deciso vantaggio sul Southampton, così come il Fulham, che ha trovato anche la rete del 3-1 in casa contro il Liverpool. Punteggio sorprendente, ma Fulham che quindi sta conducendo con autorità in questo appuntamento di Premier League. Per quanto concerne la Germania, è iniziato anche il match della Bundesliga, quello delle 15:30 tra San Pauli e Mönchengladbach, punteggio ancora sullo 0-0. Ma ripercorriamo un po' quello che è stato il 31esimo turno di Serie A, che come abbiamo detto è iniziato venerdì con la gara tra Genoa e Udinese. Quella tra Monza e Como invece ha aperto il sabato 1-3, il punteggio conclusivo tra l'ultima della classe e una delle contendenti alla salvezza insieme al Cagliari. Dani Motta al quinto ha illuso i padroni di casa brianzoli con la rete dell'1-0 su assist di Kyriakopoulos, anche se poi nell'azione c'è stata anche la deviazione di un avversario. Il Como ha risposto al minuto 16 grazie a Jonathan Ikoné, che è andato a compiere davvero un grandissimo gol che ha riportato il tutto sull'1-1. Nuovo vantaggio invece del Como al 39esimo con la rete di Diao. Como che poi ha chiuso la partita, inizio secondo tempo grazie a Voivoda e al suo destro, ma sinistro, una circostanza molto potente, che si è insaccato sotto la traversa portando al 3-1 conclusivo per il Como. Monza che rimane ultimo in classifica, secondo sconfitta consecutiva dopo il Cagliari anche contro la squadra comasca, e Como che invece sale a 33 punti, si allontana decisamente dalla zona più calda e sembra essere involato verso una salvezza sempre più certa. Questo almeno è l'impressione che si ha arrivati a questo punto del campionato. Si continua a lottare all'interno del campo dell'Empoli, ma ancora nessun giallo mostrato dalla penna in questa partita. L'arbitro della gara non ha sventolato alcun cartellino, ma anche in questo caso c'è stato un fallo in ritardissimo su Prati con la gamba anche abbastanza alta. È davvero la metodologia proprio di intervento dell'Empoli che sta risultando parecchio cattiva, parecchio aggressiva, senza remore, senza aver alcuna cura della possibilità di far male all'avversario. Fino a questo momento l'arbitro non ha punito tutto ciò, facendo sì che ogni fallo all'interno di questo primo tempo non avesse il cartellino giallo come conseguenza, e quindi per ora nessuno ancora è iscritto all'interno della lista dei cattivi per questo match salvezza così importante tra le due formazioni che stanno dando battaglia al
Castellani di Empoli. Ci ha provato Augello a svolgere la sua azione della sinistra dopo l'1-2 con Luvumbo, la marcatura di Sambia, anche bella fisica sul giocatore numero 3 del Cagliari, che è caduto in aria, ma per l'arbitro non ci sono stati gli estremi per ricorrere alla massima punizione, quindi al calcio di rigore che sarebbe arrivato nel caso in cui fosse stata segnalata un'irregolarità da parte del direttore di gara La Penna. Questo una delle ultime azioni del Cagliari, che comunque ci sta provando in questo finale di primo tempo, in cui l'Empoli sembra un po' risentire del tanto pressing svolto all'interno della prima frazione. Noi andiamo a vivere i minuti conclusivi di questo primo tempo con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. Il Cagliari deve mettere un po' di fisico in più, nel frattempo parte Viola, scavalca la linea del campo, porta il pallone e poi perde la cognizione della stessa con la chiusura di Koji Cisa, che va a mettere ancora una volta in fallo laterale. La rimessa in gioco sarà per il Cagliari, un solo minuto di recupero già iniziato da 10 secondi, 0-0 in una partita sporca con tanti contatti fisici anche inutili. La rimessa con le mani da parte del Cagliari nel settore di sinistra, Augello per Viola che rende di testa, palla avanti a cercare Luvumbo che non riesce a partire, strattonate da una parte e dall'altra, anche stavolta punita quella più evidente da parte di Luvumbo, che dovrebbe farsi un po' più furbo, evitare di fare delle cose plateali e cercare di giocare a sua volta come fanno gli altri, cioè cercando di sporcare l'azione magari prima di ricevere la palla e quindi liberandosi quando il pallone non è già arrivato. Sta di fatto che anche stavolta alla fine ha tratto vantaggio l'Empoli, che ha interrotto l'azione e conquistato un calcio di punizione che sta per essere battuto con lo scoccare del 46esimo minuto, che arriva ora e finisce il primo tempo sul punteggio di 0-0, uno 0-0 che riassume esattamente la partita, perché occasioni gol vere e proprie non ci sono state, una gara spezzettata, sporcata tantissimo dagli interventi, come hai detto tu, anche cattivi, ma quando c'è da metterci il fisico non bisogna tirarsi indietro. Il Cagliari deve cercare di andare con una gamba un po' più decisa su tutti i palloni e non accettare che arrivi con grande importanza l'avversario e magari si aspetti che sia l'arbitro a tutelare, perché da queste indicazioni lo stile arbitrale non sembra assolutamente intenzionato a punire lo scontro violento nel momento in cui c'è una palla contesa. Bisogna giocare con un po' più di cattiveria, sapendo che questa è una partita che viene giocata così, perché la posta in palio è assolutamente vitale. E quindi vedremo come nel secondo tempo cambieranno anche gli atteggiamenti oltre alle formazioni delle due squadre in campo. 0-0 il punteggio fino a qui. Sono andato a vedermi un po' di statistiche, Vito, tramite SofaScore, e ho visto una delle percentuali di gol attesi più basse che mi ricordo quest'anno, perché le spulcio quasi sempre. 0,03 i gol attesi per l'Empoli, 0,06 per il Cagliari, 3 tiri a 2 per la formazione isolana, con un tiro in porta, quello di cui abbiamo parlato, di Piccoli con il mancino, ma nulla di troppo trascendentale. È stato un match difficile da affrontare e comunque deve essere portato a casa. Nel secondo tempo cosa deve cambiare? Sia nell'atteggiamento sia anche magari nel modo di giocare del Cagliari, che in alcuni frangenti è riuscito a esprimere il proprio gioco. Sì, deve cercare di giocare un po' più largo, secondo me un po' più veloce, per mettere fuori tempo i giocatori dell'Empoli. Abbiamo facilitato il gioco dell'Empoli, a mio giudizio, con due giocatori in campo che non sono due fulmini di guerra, e cioè Prati nella linea di centrocampo e dall'altra parte più avanti Viola, con due giocatori che così non riescono subito a velocizzare l'azione e che non hanno grande forza fisica. Molte volte rischiamo di perdere il pallone, peraltro anche in zone nevralgiche, quindi bisogna stare molto attenti e fare in modo di potenziare questi due reparti, mettendoci dentro qualche lottatore in più, magari qualcuno che è in grado di mettere più gamba in quello che è lo scontro fisico e magari riuscire a vincere da questo punto di vista gli scontri, per poter andare anche a concludere sul piano tecnico, dove l'Empoli secondo me sa di essere inferiore. È un Empoli che ha giocato la sua partita soprattutto sul pressing e sul utilizzo della grande foga nel tentativo di andare a recuperare la palla. Ogni volta la si è persa, si è ricorso al fallo e sono stati quasi tutti gli interpreti a commetterlo, perché non c'è stato neanche qualcuno di localizzato. È una partita molto sporca che, come abbiamo detto,
ha una posta in palio altissima e deve essere giocata fino all'ultimo come una propria vera battaglia. Ci scrivono al 340 5186 036 su WhatsApp. Ringrazio e saluto Giacomo da Germania che ci citò Forza Cagliari all'inizio della partita, così come il nostro Riccardo, speriamo bene Forza Cagliari, mentre ci ha risposto e riscritto Dino Dall'Odi, va bene così, ottima prova per i rossoblù, in fondo il pareggio è dalla nostra parte. Non penso che il nostro Vittorio sia d'accordo su questo messaggio. No, non sono per niente d'accordo, perché queste sono le partite sporche. Le partite sporche poi succede che ti sembra che tutto stia andando bene e basta un pallone sporco perché tu perdi una gara che invece devi vincere, devi assolutamente vincere perché sei più forte. Sono quelle partite che tra l'altro nel corso degli ultimi anni sono state sempre quelle che poi abbiamo perso, quelle proprio giocate un po' così, in cui tutti e due potrebbero cercare di più, e forse ci siamo anche accontentati del fatto che la poca qualità dell'avversario ci ponesse quasi in una situazione di sicurezza, e poi sono stati gli errori. Bisogna maturare anche da quel punto di vista, se poi la società vuole effettivamente anche la squadra dare un po' più di voglia ai tifosi. Devi saper giocare tutte le partite, devi saper giocare tutte le partite, non è che puoi sperare che la partita sia sempre solo nella modalità in cui tu riesci a esprimerti meglio, devi riuscire a interpretare e a leggere le partite per poterle affrontare nel modo giusto, altrimenti rischi veramente di andare in difficoltà, per assurdo con le più scarse, con quelle che giocano peggio, perché sono quelle che ti sporcano la gara. E allora insomma ci vuole un po' di esperienza in questo senso, ci vuole un po' di cattiveria anche da parte nostra, ci vuole un po' di furbizia e evitare anche di cascare nella trappola, come è capitato a Luvumbo per quasi tutto il primo tempo. Luvumbo è cascato nella trappola, ha giocato pochissimi palloni, e quando il pallone è arrivato strattonato, disturbato e compagnia, invece di cercare di trovare una soluzione è andato a fare un fallo più grosso degli altri e a vedersi fischiare il fallo e quindi a perdere il pallone. Proprio caduto nella provocazione il nostro titolo Vumo, vedremo se nel secondo tempo riuscirà a redimersi, a essere un pochino più incisivo contro la formazione empolese. Il nostro titolo Vumo, che effettivamente è uno dei più candidabili a un eventuale cambio, perché è stato anche a livello visivo uno di quelli maggiormente in difficoltà nel corso del primo tempo. Ecco, magari un Coman potrebbe dare un po' di fiato all'Uvumbo e dare comunque una soluzione sia abbastanza rapida, ma soprattutto con tanta qualità. Guarda, non lo so veramente, perché è una partita strana. Non so se Coman con il suo ritmo riesca a entrare nell'ambito di una partita di questo tipo. Per assurdo oggi forse alla fine Felici potrebbe anche essere il giocatore giusto, per effetto del fatto che non viene preso e che è sgusciante, non è un giocatore che piazza il proprio corpo e aspetta che arrivi l'avversario, è uno che non si fa prendere. Ecco, bisogna mettere dentro giocatori che non si fanno prendere e che possono portare anche a falli tanto vistosi, non quelli corpo a corpo, ma tanto vistosi poi da punire nel modo dovuto anche i giocatori dell'Empoli, che molte volte vanno veramente a cercare il brutto fallo. Esatto, è proprio diverso a seconda di caratteristiche. Sono d'accordo con te nella scelta di Felici, perché Luvumbo è un giocatore col baricentro basso che in tante partite, quando va a affrontare l'avversario, anche quando stanco, lo va a affrontare spalla a spalla e cerca di batterlo anche con il fisico, mentre Felici potrebbe dare una chiave differente alle offensive del Cagliari, e quindi vedremo se sarà lui a essere selezionato per entrare nel corso del secondo tempo. C'è scritto anche il nostro Luigi, che è in trasferta direttamente al Castellani, sembra che anche da là non si siano divertiti, perché ci ha detto brutto primo tempo quello appena visto all'interno del rettangolo verde in questo 31esimo turno per quanto riguarda il campionato di Serie A. È una partita, come abbiamo detto, difficile. Dell'Empoli, qual è stato il giocatore che secondo te ha messo più in difficoltà il Cagliari? Non ho identificato uno, cioè probabilmente non sono riuscito a vedere un calciatore che tecnicamente quello che ha giocato più palloni è stato Henderson, molto bravo anche a fare il fallo al momento opportuno, quindi credo che non ci sia un giocatore che abbia dominato in questo primo tempo neanche nell'Empoli. È un Empoli che è molto molto operaio, io direi così, manovale più che operaio.
È un'anima quella dell'Empoli Operaio, che tra l'altro ha avuto anche nelle passate stagioni, se andiamo a vedere tra allenatori e spirito proprio di squadra dei toscani, è molto veritiero questa descrizione. Sì, molto spesso però l'Empoli è stato anche fucina di sperimentazioni e di giocatori cresciuti bene per giocare poi anche in altri campi. Ad esempio non capisco la posizione di Kakà, cioè che io lo vedevo meglio quando giocava sull'esterno puro, invece giocato lì davanti non capisco quale sia il ruolo. Cioè mi pare un Empoli messo lì a Trippai, non per giocare al calcio. Non mi piace, devo dire che trovo anche un notevole regresso rispetto all'Empoli del giorno d'andata. Sì, effettivamente era davvero un'altra squadra, ha giocato una buona partita contro il Cagliari, anche se in quella partita soprattutto il Cagliari ha giocato ha messo in campo una bruttissima prestazione, quindi diciamo è stata anche aiutata dal fatto che l'avversario non stesse giocando al massimo, e quindi un match che deve essere sbloccato nel corso dei secondi 45 minuti. Pensi che Nicola opererà già nei confronti della formazione degli 11 titolari nel corso dell'intervallo, o credi che come in altre occasioni andrà a effettuare i cambi direttamente verso il 60°? Non so che tipo di partita lui si aspettasse, quindi non so se dal suo punto di vista c'è delusione. Non l'ho visto sbraitare, secondo me lui sapeva di affrontare questa partita e quindi insisterà ancora un poco con gli stessi giocatori, perché non mi è parso essere del tutto insoddisfatto da quello che si è visto. Fosse così, qualche cambio lo avrei fatto e lo farei, ma ripeto, dobbiamo sempre cercare di pensare anche con la mente del calciatore, dell'allenatore, e capire cosa pensa lui, indipendentemente da quelle che sono le nostre valutazioni. È quello che è stato preparato anche in settimana, cioè qual è l'idea della squadra, l'idea che voleva portare avanti, se è simile a questa oppure se è lontanissima da quello che lui aveva presunto in qualche modo. E il tempo ci dirà se Nicola sarà soddisfatto e quindi opererà già nel corso del primo tempo o si aspetterà ancora un pochino. Abbiamo disquisito riguardo alla fascia sinistra, quella occupata da Lovumbo. Nella destra invece Zortea in più di un'occasione ha mostrato quella personalità di andarsene palla al piede che ha fatto sì che poi si creassero le azioni più importanti del Cagliari. Sì, anche se devo dire che molte volte siamo troppo vicini, cioè dobbiamo cercare un po' di più lo spazio per tentare di mettere in difficoltà l'avversario e trovare maggiormente l'uno contro uno. Loro nell'uno contro uno secondo me andrebbero in difficoltà, quindi o aumentiamo il ritmo o cerchiamo maggiore profondità. Le due cose fino adesso non sono riuscite del tutto. Quando siamo riusciti ad aumentare un po' il ritmo dei passaggi, non trovando la profondità, siamo riusciti anche a costruire qualche azione, qualche trama interessante, anche se poi non l'abbiamo conclusa nel modo dovuto. E in qualche circostanza anche forse Piccoli troppo da solo al centro dell'area. In più di un'occasione ho l'immagine di il numero 91 contro 3 persone solitamente quando va a saltare. Sì, la logica di Viola è una logica che può esserci nel momento in cui tu hai lo spazio per poterlo fare inserire. Oggi diciamo che Piccoli è un po' troppo solo nel dover affrontare fisicamente gli avversari, e quindi questa mancanza di un supporto fisico vicino secondo me gli pesa. E vedremo se nel corso del secondo tempo verrà cambiato il supporto o cambierà magari l'approccio anche dello stesso Viola in questo avvio di secondo tempo. Noi tra pochissimo ritorniamo a raccontarvi le emozioni di Empoli-Cagliari, sperando che siano un po' più accese rispetto a quelle dei primi 45 minuti, ma prima lasciamo spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi,
Vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivati in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol dalla studi alla Corte del Sole su Radio Super Sound. Siamo nel primo tempo di Empoli Cagliari, stiamo parlando un po' di quello che è stato l'andamento all'interno dei primi 45 minuti tra le due formazioni. Ricordiamo il punteggio di 0-0 maturato fino a qui. A Vittorio Osanna voglio chiedere un po' di moviola in campo. L'intervento, quello su Piccoli, in cui è rimasto a terra il numero 91, secondo te meritava la munizione? È stato furbo Henderson. Loro sanno picchiare, questa è la differenza, cioè sanno picchiare, tengono il piede dopo il termine dell'azione, con cattiveria, devo dire, con cattiveria, con malizia. L'arbitro lì, sì, secondo me nel momento in cui fischi la punizione dovevi anche valutare il gioco pericoloso, e quindi essendoci stato il contatto, piede che in qualche modo poteva fare male, forse il cartellino lo poteva estrarre. Non lo ha estratto ancora, perché sono tutte azioni sono sporche, non sono neanche nitide dal punto di vista falloso, sono proprio sporche, cioè sono dei contatti dove non capisci mai dove è il piede, dove è il pallone, è un cittadinese, come si dice in Giamaica, non riesci mai a identificare il colpo, è un succedersi di scorrettezze, ma non identificabili tecnicamente, chiamiamole così. Un continuo zacchepponi praticamente. Esatto. Così mettono a girare con il dito. Perfetto, allora risentiamo Vittorio Osanna tra pochissimo, sperando in un secondo tempo più divertente e magari anche più pulito dal punto di vista falloso. Speriamo bene, andiamo a vederlo. E vedremo come andrà tra Empoli e Cagliari in questa ripresa che tra pochissimo inizieremo a raccontarvi. Facciamo velocemente un recap dei risultati degli altri campi. Si stanno concludendo le partite nelle divise, 2-2 tra Go Eagles e Utrecht, mentre lo Sparta Rotterdam resiste sull'1-0. In Liga è terminata la partita tra Las Palmas e Real Sociedad, 1-3 il risultato finale. All'intervallo invece le gare iniziate in contemporanea con il Cagliari: Lens Saint-Étienne 0-0, Brentford Chelsea 0-0, Fulham Liverpool 3-1, Tottenham Southampton 2-0, 0-0 anche per Torino Verona, l'altro match di Serie A che si sta giocando per il 31esimo turno. In Serie B il Catanzaro è riuscito a recuperare sul Bari, quindi il punteggio si trova sull'1-1 fino ai primi 45 minuti, mentre il Palermo ha trovato addirittura la terza rete durante questo incontro e quindi conduce per 3-0 sul Sassuolo. San Paoli e Mönchengladbach invece al minuto 34 ancora 0-0. È riniziato da pochissimo il secondo tempo di Empoli Cagliari, ma ci ha provato immediatamente Viola con un pallone che il numero 10 è andato a palleggiare, ha tentato di spedire verso la porta di Vasquez, trovando una deviazione che ha allargato di molto la traiettoria, con il portiere dei toscani che si è visto costretto a intervenire con una scivolata in corsa per mandare in fallo laterale e evitare di concedere il calcio d'angolo per la squadra oggi ospite al Castellani. Non sembrano esserci stati cambi in questo intervallo, quindi rileggiamo velocemente le due formazioni che hanno iniziato la gara e che hanno iniziato anche questa ripresa. Empoli con Vasquez in porta, Glucicise, Marianucci e Viti in difesa, Sambia, Grassi, Henderson e Pezzella sono sulla linea dei centrocampisti, con il
il primo e l'ultimo nelle fasce. Esposito e Cacace sono i due trequartisti e Kwame è l'unica punta. Cagliari invece è schierato con Caprile in porta, Palomino, Mina, Luperto e Augello in un ipotetico 4-2-3-1 con Adopo e Prati centrocampisti, Zortea, Viola e Luvumbo in tre quarti e l'unico attaccante Roberto Piccoli, che fino a questo momento non è riuscito a avere alcuna azione nitida per cercare di offendere la porta di Vasquez, ma dobbiamo dire, come abbiamo disquisito all'interno del primo tempo, una prima frazione molto sporca che non ha visto nessuno dei due allenatori essere troppo rammaricato dal gioco espresso, perché la posta in palio è alta e perché si sta giocando con la mentalità di dover per forza andare a prendersi questo risultato, e di conseguenza ogni pallone può essere determinante, va giocato col massimo dell'impegno, come è stato nel primo tempo anche nelle tecniche fallose con cui l'Empoli è riuscito in più di un'occasione a evitare che il Cagliari potesse offendere in maniera rapida e in maniera esplosiva con i suoi interpreti migliori. Noi siamo pronti per vivere questo inizio di secondo tempo e andiamo a farlo come sempre con la voce del nostro Vittorio Sanna. Calcio di punizione per il Cagliari da limite, ci sono due giocatori sul pallone, uno è Viola col sinistro che potrebbe tentare o il cross o la palla a girare dall'esterno, oppure Prati con il destro a far girare la palla dall'interno verso la destra del portiere. Vediamo un po', i due parlottano ancora, sia Viola che Prati, vediamo che tipo di soluzione verrà adottata. Prati sembra pronto a fingere forse il tiro, vediamo un po' se sarà così, e Viola partirà un po' dopo per la battuta. No, batte Viola, pallone che sfiora il palo, è andato vicinissimo al 7 con una conclusione di interno, pallone a girare dall'esterno che non è passato distante dal 7 alla destra del portiere. Veramente una bella battuta quella di Viola, che ha dato anche la sensazione del gol perché ha accarezzato la rete una volta uscito, però è occasione quindi che è stata sfiorata, forse la più nitida dell'intero match, mentre c'è Luperto che sarà il primo ammonito. Il primo ammonito sarà Luperto per uno scontro con Kwame, quindi cartellino giallo all'indirizzo di Luperto per questo contatto con Kwame, che è andato via, lo ha trattenuto e si è tuffato immediatamente Kwame, tanto da provocare questo cartellino giallo ai danni di Luperto, che è finito sul taccuino arbitrale, il primo a finire sul taccuino arbitrale. 49 minuti e 15 quindi nel nostro cronometro. Calcio di punizione ora per l'Empoli, affidato al piede di Henderson, un po' l'anima di questo Empoli, colui da cui passa un po' tutto il gioco della squadra toscana. È pronto alla battuta Henderson, parte il suo cross verso il secondo palo, è un pallone lontanissimo da tutto il gruppo centrale. Zortea si accontenta di lasciarlo terminare in fallo laterale, chiama le posizioni nel frattempo Grazzi per presidiare il territorio, evitare che il Cagliari possa giocare facilmente il pallone su questa rimessa difensiva. Quando si gioca il 50° minuto è pronto Palomino su lungolina, figlia il pallone verso Zortea, c'è il colpo di testa in ribattuta, la palla recuperata da Esposito, poi ancora dopo che la ruba il rilancio da parte del Cagliari, il colpo di testa di Grazzi, la palla rimessa avanti ancora dopo, poi Viola prolunga nella direzione di Luvumbo che tenta di scattare, viene chiuso all'ultimo dal recupero da parte di Gojizis, che è riuscito poi a recuperare poi sulla controffensiva, pallone che arriva fino al nostro portiere Caprile, che riesce a intercettare. È stato bravo in questo caso Gojizis, che è andato a togliere il pallone a Luvumbo in una palla contesa che poteva portare via il giocatore del Cagliari verso il contropiede. Attenzione a Zortea, attaccato immediatamente, costretto a dare all'indietro per Palomino, il rilancio di Palomino con il sinistro. Ecco, una delle cose che non mi quadrano molto è Palomino da quella parte, soprattutto in fase di impostazione, mentre ora c'è un tiro di Grassi da distanza col pallone, anzi di Henderson, col pallone che passa alto sulla traversa. Ecco, la posizione di Palomino è una posizione che non permette al Cagliari di sviluppare il gioco da quella parte, perché è molto lento, ricorre spesso al sinistro, ricorre troppo spesso al lancio lungo e non c'è dinamismo nella corsia di destra. Magari potrebbe essere questa una delle mosse suggerite in questo caso a Davide Nicola. A te Andrea. E quindi primo inizio, quindi prima parte di questo secondo tempo che ha visto subito grande confusione, ma un Cagliari che ci ha provato, è andato vicino al gol del vantaggio su punizione tramite il suo specialista Nicolas Viola, che con il mancino ha provato a disegnare una traiettoria esterna che potesse concludersi nel set del palo di Vasquez, ma
ma purtroppo è risultata un po' troppo laterale, si è spenta sull'esterno della rete dando solo l'illusione del gol, ma Cagliari che ci ha provato con un Empoli che immediatamente ha provato a reagire in maniera veemente con il tiro di Grassi, raccontato anche in cronaca dal nostro Vittorio Sanna, che è terminato parecchio alto, ma dobbiamo dire era ben calibrato a livello di coordinazione e di conseguenza almeno all'inizio sembrava essere maggiormente pericoloso. Per quanto riguarda i match già giocati di cui stavamo parlando in precedenza, quelli del 31esimo turno di Serie A, si è continuato nella giornata di ieri con la gara tra Parma e Inter, 2-2 il punteggio conclusivo, con la prima della classe che quindi non riesce a superare la formazione crociata e si scontra contro la reazione dei padroni di casa. Inter che sembrava avere in mano il match, il vantaggio al 15° di Darmian, il raddoppio fortunosissimo di Thuram al minuto 45 con un tiro sghisciato, come si dice in Giamaica, come dice il nostro Vittorio, che è andato a eseguire in un campanile che poi è finito in porta in maniera roccambolesca. Sembrava tutto finito, sembravano 3 punti per la squadra lombarda, ma il Parma ha reagito nella seconda metà di gara. Il gol dell'1-2 con Bernabé al minuto 60 e la rete del pareggio con Ondrejka al minuto 69, un gran gol quello del giocatore della squadra di casa, che quindi ha fatto sì che il punteggio conclusivo parlasse di un 2-2 finale, quindi Inter che guadagna solamente un punto, rimane in vetta alla classifica, ma trova una distanza di appena 4 lunghezze sul Napoli, che potrebbe riportarsi a -1 in caso di vittoria contro il Bologna nel match di lunedì. Parma che invece grazie a questo punticino sale a 27 punti e sale ancora un pochino di più lontano rispetto all'Empoli, che come sappiamo occupa la terzultima posizione in classifica, e Parma che trova l'ennesimo pareggio della sua stagione, il 4º consecutivo, che porta quindi ad avere qualche lunghezza in più che fino a questo momento sembra essere sufficiente per mantenersi lontano dalle zone più calde. Ci ha provato l'Empoli con un'azione in contropiede davvero pericolosa, è riuscito a entrare in area Samba e a controllare il pallone con abbastanza facilità, ma è stato molto bravo nella circostanza il difensore, se non ricordo male Luperto, e successivamente Caprile a uscire, a evitare che il numero 7 dei padroni di casa potesse controllare il pallone. Ma l'Empoli che cerca di verticalizzare in modo davvero rapido in questo incontro, cercando di prendere di sorpresa il Cagliari, e dobbiamo dire che in qualche circostanza in più rispetto alla squadra oggi ospite è riuscito a liberare i suoi in zona più pericolosa, anche se poi vere e proprie occasioni non sono arrivate sicuramente nel primo tempo, e anche in questa ripresa niente di troppo eclatante per quanto riguarda i padroni di casa. Continuiamo il nostro recap per i match che si sono già giocati nel 31esimo turno, perché a concludere il sabato di Serie A c'è stata la gara tra Milan e Fiorentina, un'altra partita che sembrava decisa immediatamente, col Milan che per il secondo match consecutivo ha subito 2 reti nel giro di pochissimi minuti. Al 7° l'autogol di Ciao per l'1-0 della squadra viola, il raddoppio di Ken al minuto 10, davvero un ottimo gol dell'attaccante che in questa stagione sta riuscendo a dimostrare il suo talento in maniera maggiore, ma il Milan non c'è stato, è tornato vicino al minuto 23 con Abraham che ha riportato il tutto sull'1-2, poi ha trovato la definitiva rete della parità con Jovic al 64esimo, 2-2 conclusivo, e quindi un punto a testa tra Milan e Fiorentina che si dividono la posta per questa 31esima giornata e rimangono lì vicine. Il Fiorentina ha 52 punti, in questo momento ottava in classifica, anche se a pari punti con la Lazio deve aspettare il match dei biancocelesti, mentre per quanto riguarda il Milan 48 le lunghezze conquistate fino a qui, 9 nona la posizione in classifica, lontano da tante
battaglie per l'Europa, soprattutto più prestigiosa, a cui ci aspettavamo potesse iscriversi a inizio campionato. C'è ancora qualche speranza di qualificazione europea in coppe minori, ma fino a questo momento una stagione, quella rossonera, davvero negativa e da matita blu, che i tifosi ricorderanno come una di quelle più cupe e confuse dell'intera storia della formazione lombarda. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a commentare questo secondo tempo tra Empoli e Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. CalabreseDentalClinic.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Continua il secondo tempo tra Empoli e Cagliari, con la partita che viene giocata da entrambe le compagini in maniera un po' confusa anche in questa ripresa, niente di troppo eclatante, ma allora si muovono i due allenatori dalla panchina. Primi cambi di questo match da parte del Cagliari, sono due, dentro Gaetano e Coman, per gli uscenti Viola e Luvumbo, quindi niente cambia a livello tattico nella formazione messa in campo da Davide e Nicola, cambiano solamente gli interpreti con l'entrata di Coman e quella di Gaetano. Vedremo se il giocatore numero 70 riuscirà a ripetersi in questo incontro rispetto all'ultima prestazione che l'ha visto segnare contro il Monza da subentrato proprio al posto di Nicolas Viola, che aveva già trovato il gol precedentemente all'interno dei 90 minuti. Si continua a giocare nel resto d'Europa, si sbloccano altri punteggi in Bundesliga. Sul finale di primo tempo il Mönchengladbach è andato in vantaggio 1-0 sul campo del San Paoli, mentre cambia il punteggio per l'Eredivisie. Sparta Rotterdam che raddoppia in casa contro il Nijmegen, espulso anche un giocatore degli ospiti e di conseguenza sembrerebbe che i padroni di casa possano avere una vittoria abbastanza semplice in questo weekend di calcio per quanto riguarda l'Eredivisie, mentre le altre partite continuano a stare con i risultati che abbiamo detto in precedenza, tra cui citiamo in particolare Torino-Verona, visto che ci riguarda più da vicino, Torino-Verona che si trovano ancora sullo 0-0 anche in questo secondo tempo. È stato ammonito un altro giocatore all'interno della partita e ancora una volta è per il Cagliari ed è un altro difensore, quindi giallo anche per Palomino dopo l'ammonizione di Luperto in precedenza. È arrivata la sanzione anche per un altro componente della retroguardia del Cagliari, ammonizione quindi per José Palomino, è intervenuto sull'avversario che stava cercando di andarsene nell'1 contro 1, arbitro che si è visto costretto a tirare fuori il
il cartellino giallo e quindi nonostante i falli siano minori, quelli commessi dal Cagliari, 2 ammonizioni all'interno della partita e tutti e 2 per componenti della squadra isolana. Cambia un altro punteggio in Serie B perché il Palermo non si ferma in questo successo casalingo contro il Sassuolo. Dopo 10 minuti nel corso del secondo tempo è arrivato anche il quarto gol dei siciliani, che quindi conducono per 4-0 contro la capolista della Serie B. In gol Poyan Palo al 18esimo, l'autogol di Tojan per quanto riguarda il Sassuolo, il 3-0 sempre di Poyan Palo e adesso nel secondo tempo il 4-0 di Segre per quanto riguarda la Serie B italiana. Mentre attenzione perché se l'occasione più grande del Cagliari è arrivata su calcio di punizione, anche quella dell'Empoli lo è stata, perché Sambià è andata a disegnare una traiettoria velenosissima con il destro sul primo palo da una punizione anche abbastanza distante rispetto alla porta di Caprile, col portiere del Cagliari che si è tuffato e ha visto la palla uscire. Ma davvero preoccupante il tiro di Sambià che ha messo i brividi alla squadra isolana, davvero pericolosa. Sicuramente l'occasione, l'opportunità maggiore di portarsi in vantaggio per quanto riguarda la squadra di casa, ma punteggio che ancora rimane sullo 0-0. 2 grandi gesti balistici sia di Sambià che di Viola, ma che non hanno portato ancora allo sbloccaggio del risultato. Tra l'altro l'azione che ha portato la munizione di Palomino è stata caratterizzata e iniziata a causa di una palla persa da Gaetano, che non ha iniziato al meglio la sua partita. Speriamo possa redimersi nei prossimi minuti e possa essere un elemento importante all'interno della gara, anzi ci auguriamo un protagonista soprattutto in senso positivo. Noi siamo pronti a vivere le emozioni del Castellani, andiamo a farlo con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. Calcio d'angolo per il Cagliari con un'azione avviata con grande intuito da parte di Coman, che era stata poi rifinita con Augello che ha dovuto aumentare il passo per poter effettuare il cross. Angolo affidato al piede di Gaetano, 64esimo minuto, iniziato da 15 secondi, angolo per il Cagliari dalla destra del portiere, parte il cross di Gaetano, il colpo di testa tentato proprio da Coman col pallone che ha attraversato tutto lo specchio della porta in diagonale, è andato a spegnersi dall'altra parte all'altezza del secondo palo senza particolari problemi per il portiere Vasquez. Si andrà quindi alla rimessa al fondo, ma Coman subito vivo in questo secondo tempo, è entrato da 3 minuti, ha già giocato 2 palloni, questo è un bel segnale per il Cagliari, con palla nel frattempo mossa dall'Empoli all'interno dell'area, il lancio avanti di Vasquez a cercare il salto di Kouamé, l'anticipo di Luperto, la palla centrale, attenzione, inserimento da parte di Esposito, il tiro, la parata di Caprile, miracolo di Caprile che tiene il Cagliari in corsa, grandissima parata di Caprile che è andato con il piede a negare il gol a Cacace, che era subentrato nell'azione con Esposito che era andato via in posizione centrale. Cagliari che ha rischiato veramente di capitolare con questa azione dell'Empoli, dobbiamo dire Palomino fuori tempo e palla che Esposito ha lasciato a Cacace, tiro ribattuto da Caprile con Esposito che si arrabbia per questa conclusione tentata da Cacace, che ha trovato la strada occupata dal portiere Caprile. E andiamo alla rimessa con le mani in favore dell'Empoli con un cambio. Nel frattempo mi pare sia Sambià a uscire per lasciare il suo posto a Eboué al posto di Sambià. Eboué è un giocatore di 29 anni nigero-olandese, Tiron Eboué, che prende il posto appunto di Sambià in questo secondo tempo. Dinamismo per dinamismo, non credo che cambi moltissimo sul piano tattico. L'Empoli ora Sornione, dopo aver picchiato per tutto il primo tempo, sta tentando di approfittare di un Cagliari che nel frattempo forse si è un po' illuso che potesse finire senza nessun tipo di pericolo, e adesso c'è il lancio di Prati per lo scatto di Coman che si ferma, tocca con l'esterno con grande tecnica da Augello che tenta di rendere la palla ancora a Coman, non è che gli abbia resa molto bene, Coman è molto accorto, sta per andare via, è bravo a tentare di superare l'avversario. A mio giudizio qui il fallo non ci sta
per niente, viste le randellate nel corso della partita, è stato pulitissimo Coman a cercare di contrastare l'avversario. L'arbitro esagera nel valutare l'irregolarità di Coman rispetto a quello che è stato il metro di giudizio adottato per l'intero match. Grandissima parata di Caprile, grandissima parata di Caprile, è stato veramente meraviglioso il portiere che non si è andato giù e con il piede reattivo ha battuto via il pallone. Esposito che si è arrabbiato perché probabilmente pensava di fare meglio di Cacace. 67esimo minuto, il colpo di testa del nuovo entrato, con il colpo di testa ancora di un giocatore dell'Empoli, la palla avanti ribattuta dal muro difensivo e poi tocco all'indietro di Palomino, mentre Kouamé è rimasto a terra nello scontro precedente. 66 minuti 30 secondi, sempre 0-0, ma il Cagliari ha rischiato grosso. A te Andrea. È una partita che il Cagliari deve affrontare con maggior attenzione, perché l'Empoli sta cercando in tutti i modi di portarsela a casa e in questo secondo tempo, dobbiamo dire, la formazione rossoblu non sta riuscendo a costruire con la giusta vitalità e l'energia che serve per andare a conquistare i 3 punti in questo campo così difficile, ma davvero grande parata di Caprile nell'occasione di cui ha parlato il nostro Vittorio, perché Cacace è andata a botta sicura con il piattone destro raso terra, è rimasto Caprile in maniera esperta in piedi, è andata a concludere a opporsi anzi con il piede, facendo sì che l'azione potesse essere respinta in avanti, ma l'Empoli sta giocando in maniera migliore in quest'ultima parte. Cagliari che deve cambiare assolutamente se vuole riuscire a trovare i 3 punti. È successo invece qualcosa nell'altra partita di Serie A delle 15, perché tra Torino e Verona è stato sbagliato un rigore dal Torino con Che Adams che ha fallito il tiro dagli 11 metri, e quindi partita che rimane sullo 0-0 in quella di Torino. Per quanto riguarda la Serie A è cambiato invece il punteggio in una delle nuove partite che è iniziato qualche 20 minuti fa circa in Belgio per il gruppo retrocessione della Jupiter League. Il Kortrijk sta vincendo per 0-2 sul campo del Santruiden dopo appena 24 lunghezze in una sfida così importante per la permanenza o meno nel massimo campionato belga, mentre in Spagna il Siviglia nel suo match casalingo parecchio difficile sulla carta contro l'Atletico Madrid sta conducendo per 1-0, e questa è una notizia perché il Siviglia, dopo aver avuto anni di grandi successi, anni di soprattutto dominanza per quanto riguarda l'Europa League, nelle ultime stagioni non si sta riuscendo a esprimere con il massimo del suo valore. Questa stagione, se dovesse arrivare alla vittoria, salirebbe a 39 lunghezze, andrebbe all'11° posto a metà classifica. Atletico Madrid che invece veste ben altri panni, visto che si trova nel podio delle più in alto della Liga, con Barcellona e Real Madrid che dominano, l'Atletico Madrid terzo con 57 punti conquistati fino a qui. Questo quello che succede in Spagna. In Italia invece, da gol sbagliato a gol subito, la dura legge del gol degli 883 colpisce ancora, perché dopo che il Torino è andato vicino al vantaggio col rigore di Adams ha segnato il Verona, che quindi va sull'1-0 in trasferta sul campo dei Granata. La rete di Sarra al minuto 64 fa sì che la squadra giallo-blu possa condurre in questa partita così difficile, vista il valore del Torino e anche l'ottimo andamento che sta avendo nelle ultime settimane. Verona che, se dovesse centrare questo successo, salirebbe a 33 lunghezze, a pari punti con il Como, e si allontanerebbe in maniera decisiva dalla zona più calda della classifica, quella che riguarda la zona retrocessione. Vedremo se finirà così o se ci saranno altre variazioni di punteggio. Sta di fatto che il Torino ha avuto la possibilità di portarsi in vantaggio, ma effettivamente a farlo è stato il Verona appena 2 minuti più tardi. Non abbiamo parlato di Empoli-Cagliari perché negli ultimi minuti è successo davvero poco, con l'infortunio di Kouamé che è stato costretto al cambio addirittura in lacrime, l'attaccante della formazione toscana, che dopo aver detto di poter proseguire ha ricorso alla sostituzione in modo obbligatorio perché non riusciva a continuare. Davvero dispiaciuto l'attaccante dell'Empoli, che fino a qui
non è riuscito nella partita a essere incisivo, ma che fino a qui sta ricoprendo un ruolo importantissimo per la sua formazione. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi entriamo nel vivo, nella parte finale di questo Empoli-Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivati in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e cala silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol, continuano le emozioni negli altri campi mentre non si sblocca la partita tra Empoli e Cagliari, con la squadra di casa che ha avuto un maggior possesso e maggior pressione nel corso del secondo tempo, e con un Cagliari che deve uscire in questi minuti conclusivi se vuole cercare di attaccare questa partita, di portarsi vicino a rubare 3 punti in trasferta. E intanto è cambiato ancora il punteggio tra Torino e Hellas Verona, perché dopo il vantaggio di Sarra a causa di una papera di Milinkovic-Savic è andato a pareggiare la formazione di casa grazie a Elmas, che quindi mette il tutto sull'1-1 e riapre la partita. Vedremo come andrà tra Torino e Verona, mentre ci ha scritto uno dei nostri ascoltatori, il nostro Andrea La Padova, e dai, il Verona sta dando una mossa, facciamola anche noi, con un punto esclamativo che fa capire anche quanta voglia c'è di vedere un Cagliari maggiormente arrembante, che deve tentare in tutti i modi di portare a casa il punteggio in questa trasferta contro l'Empoli, in questa partita così complicata, così bloccata, così ravvivata dalla tensione sin dai primi istanti. Sono i match conclusivi, sono i match determinanti, bisogna andare a attaccarli per riuscire a strappare i 3 punti. Cambia il punteggio invece in Serie B, il Catanzaro prova a portare a casa le 3 lunghezze, va in vantaggio contro il Bari 2-1, quindi dei padroni di casa contro i Galletti. Una rimonta che è stata effettuata dopo l'iniziale a vantaggio degli ospiti con Lasagna, il pareggio di Iemmello al 44esimo e poi la rete di Bonini adesso al minuto 69. Cambia anche il punteggio in Premier League tra Fulham e Liverpool. Vi raccontavamo del 3-1 dei padroni di casa del Fulham. Liverpool è tornato ad avvicinarsi al vantaggio del, appunto, come abbiamo detto, della squadra di Londra. Il gol di Diaz al minuto 72 per far sì che la punteggio andasse sul 3-2, mentre ha trovato anche la terza rete il Kortic nel match di relegation per quanto riguarda il campionato belga e la conseguente Jupiter League. Qualche minuto or sono è stato fischiato un fallo invece in Empoli Cagliari a Mina per un intervento scomposto in uscita sull'avversario, fallo che è stato segnalato più o meno alla 3/4 sinistra del Cagliari. Dobbiamo dire che da quella posizione in precedenza si è fatto pericoloso Sambia, che poi è uscito nel corso del secondo tempo, e l'Empoli invece sembrerebbe essere intenzionato a mettere dentro un pallone al centro. Continuiamo con il racconto degli altri match che si sono già conclusi per questo 31esimo turno di Serie A, perché si è giocato come sempre a 12:30 il lunch match classico del campionato che ormai viviamo di settimana in settimana. È stato quello tra
tra Lecce e Venezia, terminato sull'1-1, quindi il vantaggio del Venezia inizio secondo tempo grazie all'autogol di Gallo, il pareggio invece del Lecce sempre nella ripresa con Baschirotto che al minuto 65 ha fatto sì che i salentini potessero trovare l'1-1, salentini che hanno provato in tutti i modi a cercare anche la vittoria ma non ci sono riusciti, quindi un solo punto sia per Lecce sia per Venezia che rimane alla penultima posizione a 21 lunghezze conquistate, mentre il Lecce si trova quartultimo a 26 punti a 2 lunghezze dall'Empoli se l'Empoli dovesse terminare in pareggio la partita con il Cagliari, e di conseguenza davvero punteggi e davvero scontri importantissimi in questo weekend valido per il 31esimo turno, e lo deve essere anche quello tra Empoli e Cagliari, con l'augurio che il Cagliari in questi minuti conclusivi riesca a trovare lo sprint e il guizzo giusto per il vantaggio, che possa mantenere quel punteggio fino alla fine. Vedremo come andrà. Intanto al nostro 340 51 86036 vi ricordo il numero WhatsApp per comunicare con noi in diretta. Ci hanno scritto direttamente dal Messico il nostro Mauro da Querétaro: buon lavoro e un saluto a Vittorio, grande uomo e voce del mio Cagliari. Lo abbracciamo con grande affetto il nostro Mauro e speriamo di poterti raccontare anche oggi di un successo della squadra rossoblu in questo turno così complicato, in questo match contro l'Empoli che sta raccontando di una sfida maschia e molto molto fallosa, che non ha permesso a nessuno dei due di giocare con tranquillità e con rapidità, soprattutto nella costruzione. Ha fatto sì che si ricorresse al fallo quasi sempre, facendo trasformare la partita in un continuo spezzettamento. E stiamo arrivando nella parte più clou dell'intero incontro, dove anche la stanchezza gioca un fattore, e di conseguenza anche trame che in precedenza sono risultate banali possono mettere maggiormente in difficoltà i giocatori, visto che comunque hanno nelle gambe quasi 80 minuti e ci stiamo avvicinando sempre di più agli ultimi 10 minuti dell'incontro, quelli in cui verrà svelato quale sarà il verdetto tra queste due formazioni. Ma intanto andiamo a farci raccontare quello che succede al Castellani dalla nostro Vittorio Sanna. Sempre 0-0, rimessa con le mani in favore dell'Empoli nella corsia di sinistra, all'altezza da 3/4 d'attacco della squadra di casa, col pallone che deve essere rimesso in gioco. Si va spesso ad calciare avanti il pallone con squadre molto aggressive sui portatori di palla che lasciano poco spazio. Ora un pallone servito verso Esposito che se l'è portato probabilmente sul fondo. C'è la parata di Caprile che segue a quell'azione. La palla a mio giudizio era uscita, infatti era uscita, ma Caprile tra vedere e non vedere sul colpo di testa di Colombo se l'ha superato per l'ennesima volta con una grande parata. Non l'ho commentato con il dovuto pathos perché insomma mi sembrava evidente il pallone fuori sul cross, e poi il colpo di testa di Colombo, la grande smanacciata da parte di Caprile che aveva anche in questo caso evitato il gol. E siamo alle fasi finali. Il giocatore che aveva colpito di testa non era Colombo ma Eboué, che si era sostituito a Colombo all'interno dell'area. Caprile che ha il pallone tra le mani, 79 minuti nel corso di questa partita, sta per calciare avanti l'estremo difensore del Cagliari che deve tentare di fare qualcosa, non solamente di subire e incassare, ma deve cercare anche di attaccare in questo finale per tentare di sorprendere l'Empoli. Il colpo di testa di Piccoli, la palla mandata avanti da parte della retroguardia dell'Empoli. Diciamo che il nostro Caprile il suo dovere l'ha fatto negando un gol all'Empoli. C'è bisogno di fare quel gol in più che possa far valere ancora di più la parata di Caprile, determinante nel corso della gara sul tiro ricordo di Cacaccio. Il colpo di testa di Grassi, il pallone storia di sinistra, ancora un colpo di testa, il pallone poi messo giù a favore di Zortea per la dopo. Cagliari che tende a giocare la palla a terra, Prati in verticale in una zona in cui non ci sono giocatori del Cagliari, tenta di arrivarci in questo caso andando sul pallone Gaetano, con apprensione Pezzella che mette in fallo laterale, rimessa in gioco già effettuata, a dopo che gira intorno
ritorna a se stesso e poi dà all'indietro per Prati che allarga a sinistra nella zona di Augello all'altezza da 3/4, Augello che chiede l'1-2 a Coman che mette l'esterno per Prati, il destro, si alza il pallone troppo alto sulla traversa, poteva essere una buona occasione per Prati sull'azione ancora una volta coordinata da Coman, che è veramente molto bravo a trovare soluzioni là davanti, mentre sta per entrare in campo per il Cagliari Deiola, vedremo al posto di chi, speriamo non di Adopo, perché Adopo l'abbiamo visto giocare veramente molto bene in questa partita, salvare anche il risultato su un'azione di Kouamé con un colpo di tacco che aveva favorito l'intervento di Caprile. La palla nella zona di Augello all'indietro per Mina che poi dà all'indietro per Caprile, pressato da Colombo, Caprile che va al rilancio, scivola al momento della battuta, il colpo di testa è ribattuta col pallone che ritorna verso il fondo, ci sarà la rimessa in favore della squadra cagliaritana, mentre anche Pavoletti sta entrando in campo insieme a Deiola e verosimilmente per Pavoletti uscirà Piccoli, che quest'oggi non è stato all'altezza della situazione, ha faticato tanto a mettersi in evidenza, non è riuscito a far valere la sua tecnica e il suo peso fisico, anche perché la partita calcisticamente è stata giocata malissimo e quindi era difficile poter in questa confusione tentare di trovare una soluzione tecnica. Esce Piccoli, entra Pavoletti, entra Deiola ed esce, vediamo un po', forse Prati, vediamo se è così, Pavoletti siamo certi, è proprio Prati l'altro ad uscire. 81 minuti 27 secondi, 8:30 alla fine, ci troviamo tra 8 minuti e mezzo nuovamente insieme per le fasi conclusive di questo match tra Empoli e Cagliari. E quindi noi ci prepariamo al meglio a questo finale al Castellani tra Empoli e Cagliari, ci prendiamo l'ultimo spazio pubblicitario e poi torniamo per questi minuti conclusivi della partita. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Ascolto profondo del paziente, terapie naturali, tecnologie di ultima generazione, in un mix vincente per te. Benvenuti nella nuova visione olistica di Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e cala silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Nuovamente in diretta dagli studi della Corte del Sole a Suon di Gol per la parte conclusiva del match tra Empoli e Cagliari. Stiamo avvicinando sempre di più ai minuti di recupero che andremo a vivere come sempre con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. Come abbiamo detto, 2 cambi per il Cagliari. Negli ultimi minuti sono entrati Pavoletti e Deiola e sono usciti Prati e Piccoli. Oggi non informissima il numero 91 del Cagliari, che non è riuscito a esprimersi praticamente mai all'interno dei 90 minuti, sempre chiuso molto bene dalla difesa empolese e di conseguenza
partita sicuramente non tra le più entusiasmanti per la punta di riferimento del Cagliari. Per l'Empoli invece è uscito anche Sebastiano Esposito ed è entrato l'ex Roma Solbakken per i minuti conclusivi, che quindi D'Aversa spera di passare all'attacco con l'ingresso di un altro interprete della zona maggiormente offensiva. Vedremo se le previsioni dell'allenatore dell'Empoli saranno corrette o meno in questo finale. Coman qualche minuto or sono è andato a bisticciare con la palla sull'out di sinistra, fortunatamente poi l'ultimo tocco è stato di un avversario e di conseguenza il numero 9 del Cagliari ha guadagnato una rimessa laterale. Questo si parla di qualche minuto or sono. Cagliari che quindi in avanti adesso può contare sulla forza di Coman, Pavoletti e Gaetano contemporaneamente, con anche Zortea sulla fascia destra che ha interpretato tutta la partita, mentre gli ultimi tre che abbiamo citato sono giocatori entrati nel corso del secondo tempo e vedremo se riusciranno a essere decisivi in questo finale, soprattutto Pavoletti con la sua stazza, la sua capacità di stare in area su più occasioni in cui verrà mandata dentro la palla, potrà avere le sue chance di rendersi pericoloso, come qualche minuto fa quando De Jong è stato molto bravo a mettere al centro con il sinistro il pallone per lo stacco proprio di Pavoletti, che sfortunatamente non è riuscito a trovare l'appuntamento con il gol, mentre è arrivato un ennesimo cartellino giallo, quello per Augello, speso benissimo dall'esterno del Cagliari. Stava ripartendo Solbakken a campo aperto con grande velocità, grazie anche alla freschezza di cui è dotato l'attaccante che un tempo era in forza alla Roma, e Augello è andato a commettere il fallo al posto del compagno a dopo, annullando di fatto la spinta offensiva momentanea dell'Empoli e concedendo quindi una punizione oltre il centrocampo, ma dobbiamo dire una munizione spesa nel modo corretto per quanto riguarda il giocatore del Cagliari. È successo di tutto in Serie B, perché il Bari, dopo essere stato rimontato e scavalcato dal Catanzaro, è riuscito a riportarsi in pareggio, 2-2 il punteggio, mentre il Palermo ha sudato grosso credendo di stare assistendo a un altro psicodramma che in questa stagione è andato in scena in Sicilia, vista la difficoltà dei rosanero nel mantenere soprattutto il vantaggio. Ha segnato 2 gol, pensate un po', il Sassuolo nel giro di pochi minuti, ma sembrerebbe essere rientrato l'allarme, perché pochi istanti fa la squadra rosanero ha messo a segno il gol del 5-2, partita davvero pirotecnica quella tra Palermo e Sassuolo. 5-2 il punteggio quando siamo negli ultimi minuti dell'intero incontro. La tripletta di Poyampalo per quanto riguarda i rosanero, ed è proprio un giocatore che manca al Venezia, che invece si trova in tutt'altre acque per quanto riguarda la Serie A. I gol del Sassuolo messi a segno da Pierini e Moro. È arrivata un'altra munizione, anche questa a indirizzo di un giocatore del Cagliari, stavolta è Pavoletti, per aver saltato col gomito largo e aver colpito il diretto avversario, e di conseguenza è stato iscritto nel registro dei cattivi. Non siamo particolarmente contrari a questa decisione, perché effettivamente è andato a saltare col braccio molto largo, è andato consapevole della possibilità di commettere fallo, e una volta fischiato l'arbitro è stato costretto a sventolargli in faccia il cartellino giallo, anche per il dolore mostrato dall'avversario, che è andato a coprirsi la faccia direttamente a terra. Ancora cambia il punteggio in Serie B, davvero una domenica incredibile per quanto riguarda il campionato cadetto, perché il Catanzaro di forza, nonostante il gol pareggio di Bari, si riporta in avanti 3-2 il punteggio quando ci troviamo a poco più di 5 minuti dalla conclusione della partita. È davvero match accattivante per quanto riguarda la Lega cadetta, tra la prima della classe e una delle formazioni che a sprazzi ha messo in campo il calcio più divertente, ovvero il Palermo. 5-2 fino a qua sta maturando tra le due compagini. 1-1 invece persiste tra Torino e Verona, dopo l'accesa della partita durata pochi minuti col vantaggio di Sarra a causa di un errore di Milinkovic-Savic, quando preventivamente era stato sbagliato il rigore di Adams, e poi dopo il vantaggio del Verona, come abbiamo detto, con Sarra è arrivata la rete del pareggio di Elmas, che fino a questo momento sta decidendo
finendo l'incontro ancora punteggio sull'1-1 quando manca un po' di più di tempo rispetto alla partita del Cagliari prima del fischio conclusivo. Tra l'altro tutto successo in Torino-Verona all'interno di 5 minuti, 62esimo rigore sbagliato, al 64esimo il gol del Verona e al 67esimo il pareggio del Torino. Noi siamo pronti per immergerci, per vivere il recupero del match tra Empoli e Cagliari e come di consueto andiamo a farlo tramite la cronaca del nostro Vittorio Sanna. Buonissimo l'arbitro con i giocatori dell'Empoli, perché in questo caso altro colpo di testa ai danni di Yerry Mina, con l'arbitro che in questo caso non è intervenuto irregolarmente, si è disinteressato della palla a Colombo andando a cercare proprio l'avversario nel contrasto e in questo caso invece la punizione è stata fischiata a favore, anzi no, in questo caso semplice rimessa con le mani, l'arbitro non ha fischiato niente, si lamenta Yerry Mina del mancato provvedimento mentre c'è la rimessa con le mani. 4 minuti di recupero, 30 secondi sono già andati via, Eboué che ha rimesso in gioco, palla avanti e c'era in fuorigioco un giocatore dell'Empoli, il pallone esce direttamente sul fondo, il Cagliari potrà andare a rimettere in gioco quando siamo, ripeto, nel primo dei 4 minuti di recupero. Sempre 0-0 il punteggio, con Mina che nel frattempo si è ripreso e con Caprile che è andato a prendere il pallone per rimandare in campo per far riprendere il gioco, chiaramente con molta calma. È il risultato minimo che il Cagliari cercava, questo pareggio. Speriamo che ci possa essere qualcosa di più, ma insomma la sconfitta è quella da evitare. Rilancio lungo, il colpo di testa da parte di Pavoletti, la palla ribattuta anche stavolta fischiata, dato la rimessa con le mani all'Empoli, allarga le braccia di Cola, non riesce più a capire perché questa decisione. Sull'intervento di Pavoletti sembrava che effettivamente fosse stato l'avversario a toccare per ultimo. Ancora Augello che mette in fallo, 91 minuti e mezzo, 2,5 alla fine, rimessa con le mani ancora per l'Empoli che si avvicina negli ultimi 20 metri, pallone è servito ancora a destra, si sovrappone per il cross e Eboué, la palla all'interno dell'area viene allontanata da Adopo che la tocca all'indietro, il passaggio per Coman che evita un avversario, lotta con il secondo, gli porta via il pallone, la dà in profondità per il tentativo di Gaetano, anche oggi è quasi non visto Gaetano dall'ingresso in campo al posto di Viola, praticamente l'uno e l'altro quest'oggi non è che abbiano fatto una grandissima partita. 2 minuti alla fine con altra rimessa in favore dell'Empoli, pallone scagliato avanti, un colpo di testa all'indietro e Caprile come al solito che aspetta il pallone e lo lascia terminare direttamente sul fondo. 92 minuti e 15 nel corso del match, 1 minuto e 45 alla fine, 90 secondi tra poco quando Caprile probabilmente rimetterà in gioco il pallone, 90 secondi da giocare con Yerry Mina che nel frattempo guadagna una posizione più avanzata, con Pavoletti che chiama palla nella linea d'attacco, è pronto Caprile a batte in questo momento pallone alla ricerca di Zortea che riesce in qualche modo a ribattere, ma palla spedita avanti ancora da Pezzella, il colpo di testa di Yerry Mina, il tacco di Zortea, la palla giocata da Gaetano che riesce a proteggerla dall'avversario, c'è fallo, quindi calcio di punizione per il Cagliari. 92 minuti e 50, 1:10 alla fine, il fallo di Henderson che con il passare dei minuti è un po' scomparso dal gioco, calcio di punizione che dovrà essere battuto 1 metro prima della linea mediana del campo quando manca 1 minuto alla fine, quindi vedremo un po' tra poco come verrà sfruttato. Yerry Mina è pronto a battere questo calcio di punizione, lunghissima rincorsa, praticamente 20 metri di rincorsa, parte Yerry Mina, calcia il pallone avanti andando a cercare Zortea che va giù nel contrasto con gli avversari, non c'è fallo, anzi da Pavoletti, pallone direttamente sul fondo. 93 minuti e mezzo, 30 secondi da giocare, guadagna una posizione più avanzata, in questo caso Viti, mentre si prepara ora Vasquez alla battuta. 25 secondi, l'ultimo attacco probabilmente per l'Empoli, calciato avanti il pallone nel settore destro, saltano in molti, ribatte di testa De Iola, ancora un pallone mandato avanti, esce Caprile, presa alta per Caprile che cattura il pallone e lo fa suo rimanendo a terra. 93 minuti e 50, quel pallone, il pallone dove dormire sonni tranquilli, non tranquilli quando sarebbe stata una vittoria, tranquilli comunque
comunque per i 6 punti di vantaggio che vengono mantenuti sull'Empoli, perché Capriles non ha neanche il tempo di rimettere in gioco il pallone, finisce così 0-0, quanto mai riassuntivo il risultato di un match che non è stato per niente bello da vedere. E quindi match sporco, noioso e a tratti anche un po' deludente quello oggi tra Empoli e Cagliari, risultato finale di 0-0, quindi pareggio conquistato da entrambe le formazioni che fanno un piccolo passo avanti all'interno della classifica e rimandano di fatto le discussioni di salvezza ancora di una settimana senza che si modifichi praticamente nulla rispetto agli equilibri che c'erano prima di questo 31esimo turno. Abbiamo detto Cagliari che sale a 30 lunghezze, 15ª posizione, rimane a -1 dal Verona che in questo momento sta pareggiando con il Torino e rimane a +6 dall'Empoli che va a 24 punti, a -2 dal Lecce, quindi rimane la stessa distanza tra la squadra oggi in casa e i salentini. Partita abbastanza deludente, Vitto, dobbiamo dire, ci aspettavamo forse qualcosa in più, ma visto che non è arrivato e visto quanto è stato difficile esprimere il proprio gioco, forse un pareggio che va bene. Sì, sì. Io credo molto nel cambio di mentalità, e nella capacità di avere in futuro questo cambio di marcia, questa idea diversa rispetto al campionato. È chiaro che se noi pensiamo alla salvezza e pensiamo solo alla salvezza possiamo anche essere soddisfatti, ma io non penso alla salvezza come obiettivo finale e solo alla salvezza. Io penso che comunque sia ci debba essere il tentativo di migliorare sempre. Da questo punto di vista invece secondo me dal punto di vista mentale un passaggio all'indietro, perché in una partita come questa dove l'avversario ha dimostrato fino all'inizio di temerti perché l'ha messa sulla cagnara, sulla rissa, abbiamo accettato un discorso di questo tipo e non siamo riusciti a giocarla. Ecco, voglio pensare che sia stata una difficoltà oggettiva, che quindi non si è pronti ancora tatticamente e tecnicamente a saper vincere queste partite e che non sia stato il pensiero invece di pareggiare che abbia dominato su quello di vincere, perché in questo caso il piccolo passo in avanti che mi aspettavo non c'è stato, malgrado i segnali che ci potessero essere e le condizioni ideali perché questo potesse avvenire. È uno 0-0, 6 punti mantenuti, rinviati tutti i discorsi, appunto rinviati. Quello che potevi fare oggi non l'hai fatto oggi, lo farai domani. E vedremo, speriamo che non ci si debba pentire di quello che poi si è mandato a domani, come anche il pensiero del nostro Andrea da Padova. Rimpiangeremo questo pari alla prossima con l'Inter. Manuel anche più cattivo, Nicola Via, ma mi sembra esagerata come affermazione dopo il punteggio di oggi. C'è da dire che ci si aspettava qualcosa di più e come ha detto dal nostro ascoltatore alla prossima c'è l'Inter, con cui non si può adottare assolutamente questo tipo di atteggiamento in cui bisogna ritirar fuori quel carattere di cui stavi parlando fino a poco fa. Giocherai al calcio, almeno giocherai al calcio contro una squadra che però gioca al calcio meglio di te, ma intanto è una partita di quelle, peraltro Inter e Fiorentina, quindi sai, i 9 punti di vantaggio ti sarebbero serviti anche idealmente. Dobbiamo evitare di pensare di fare questi calcoli e quindi dopo aver magari pensato oggi a speculare su 6 punti di vantaggio non speculiamo anche la settimana scorsa e la prossima ancora, perché rischiamo veramente di ritornare invece in piena corsa a salvezza. E questo è l'augurio, l'appuntamento è per sabato prossimo alle 18 per il match tra Inter e Cagliari. Io ringrazio Vittorio Sanna per essere stato insieme a noi, gli do appuntamento Grazie a sabato. Grazie a te Andrea e buona serata a tutti, ciao. Io ringrazio anche chi ci ha seguito al 340 5186 036, c'è scritto anche il nostro Luigi sul finale, buono solo il punto rispetto alla prestazione, siamo d'accordo con lui, speriamo di essere di umore differente sabato prossimo nel match tra Inter e Cagliari, momento a cui vi do l'appuntamento. Intanto vi ringrazio e vi lascio coi programmi di Radio Super Sound, la radio che l'accendi ti accende. Salza il vento sulla terra, soffia pinta rosso e blu, di corazze di quattro mari, lo sguardo fiero e forza antica. Cagliari la nostra patria, Cagliari sei in rompo e fana, e la mia squadra
Sono le 16.